stiamo cominciando quasi in perfetto orario. Voi sapete che 10 giorni fa c'è stata una prima assemblea di questo ciclo a Marghera. L'assemblea era legata al tema che fare e è partita l'iniziativa, le proposte sull'ENI, il boicottaggio. Lì avete firmato anche chi ha firmato all'entrata la richiesta la domanda rivolta all'ENI e alle autorità. Invece l'incontro di oggi è un incontro di approfondimento, perché vogliamo che sia più chiaro possibile il tema dell'incenerimento dei fanghi, perché il tema è aperto già dall'inceneritore Veritas, che è stato discusso in regione con le nostre osservazioni, e la terza linea è stata bloccata, così come ha già detto anche Mattia a Marghera, perché è stata bloccata perché la terza linea è quella dell'incenerimento dei fanghi ed è lì che cade la questione. Comunque su questo tema parlerà poi sia Franco che Mattia, Franco De Gosia. A me soltanto darvi una buona notizia, che insomma bisogna ogni tanto avere delle buone notizie, non solo dalla Sardegna, anche da qua. La notizia è questo, che a Schio, inceneritore di Schio, uno dei 3 inceneritori in questo momento in funzione nel Veneto, c'è ahimè purtroppo Fusina che è ritornato, c'è Padova che è il più grosso e c'è Schio, anche se vogliono rimettere in funzione Verona, però quella è tutta una partita da fare e vedremo, ed è in corso. A Schio il Consiglio Comunale l'altro ieri ha approvato la proposta di iniziativa popolare che impegna Sindaco e Giunta a opporsi all'incenerimento dei fanghi di depurazione, perché anche su quell'inceneritore, che è il più vicino alla zona della Concia, e quindi Miteni, Fax eccetera, dell'impianto di Schio, e a sostenere la dismissione della linea 2 dell'inceneritore. Quindi stanno lottando la popolazione, e devo dire con degli interlocutori molto sensibili, sia nell'amministrazione che nell'azienda dei rifiuti, a differenza di qui, a Venezia, esattamente a differenza, per cominciare a chiudere l'inceneritore di Schio. E quindi il tema è questo. Però prima di tutto non dare luogo all'incenerimento dei fanghi di depurazione. E questo ci scrive Laura Rossi, che è la docente biologa, anche lei ISDE, è l'associazione del prossimo intervenuti che interverrà, ciao, dei medici per l'ambiente, ma non solo medici, biologi, comunque professionisti su queste questioni. Ci scrive che da 7 mesi è in corso questa campagna ed è arrivata il 26 febbraio a termine, insomma 3 giorni fa. La proposta è stata votata a larghissima maggioranza, un'avventura non semplice, impegnativa, ne valsa la pena, e il testo, insomma, inutile che lo leggiamo, avete capito di cosa si tratta. Il risultato è importante anche per Marghera, per Padova e per Verona. È importante perché è una linea che deve passare, è la linea che incenerire i fanghi è veramente una bestemmia, cioè vuol dire spargere i PFAS sulla terra, nell'aria, nell'acqua, eccetera, eccetera. Oltre al resto, perché non stiamo parlando solo di PFAS, poi sentiremo da Franco De Gosi di cosa si tratta più in dettaglio. Quindi io chiudo subito questa introduzione e do la parola se è pronto, al dottor Agostino Di Ciaula, che è presidente nazionale dell'ISDE, Medici per l'Ambiente Italia, effetti sanitari dell'incenerimento dei rifiuti. Mi sentite e vedete le mie slide? Ok, buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito a questo interessante e importante evento. Il mio ruolo sarà quello di trattenere il prossimo quarto d'ora circa per parlarvi degli effetti sanitari dell'incenerimento dei rifiuti, che in realtà anche se parleremo di rifiuti la questione non è molto dissimile a quella dell'incenerimento dei fanghi. L'incenerimento in generale è il modo peggiore per trattare qualunque cosa, in particolare i rifiuti, perché genera emissioni inquinanti soprattutto in atmosfera di qualunque tipo, emissioni gassose, particolato, emissioni inquinanti accumulabili e così via.
Per questo motivo spesso gli inceneritori, nonostante gli inceneritori siano fatti passare come macchine magiche che fanno sparire le cose, fanno sparire i rifiuti, fanno sparire i fanghi, in realtà questo non è affatto vero, perché servono soltanto a ridurre il volume di quello che trattano senza farlo sparire. Da un solo tipo di scarto ne generano almeno 3, cioè rifiuti aeriformi, liquidi e solidi. Le frazioni liquide e solide devono essere smaltite con elevatissimi costi e ciò che viene messo in atmosfera trasforma l'aria in una pericolosa discarica per rifiuti speciali. Ho elencato rapidamente in questa slide quali sono le evidenze presenti nella letteratura scientifica internazionale e in termini di conseguenze sanitarie dell'incenerimento di rifiuti. L'incenerimento è stato messo in relazione nel corso degli ultimi decenni a tumori maligni, soprattutto sarcomi, linfomi, tumori del polmone e del pancreas, a malattie cardiovascolari e respiratorie, ad alterazioni cognitive, soprattutto nei bambini, ma anche a demenza in età adulta, ad alterazioni della maturazione sessuale, a malformazioni congenite e a nascite pretermine, con la gravidanza che è un periodo di particolare sensibilità per questo tipo di alterazioni inquinanti. Vi faccio vedere una rapida carrellata di studi fatti su impianti italiani, tralasciando completamente la letteratura sugli inceneritori stranieri. Lo studio del 2006 sull'inceneritore di San Zeno a Resto, documentati eccessi di rischio legati alle emissioni soprattutto di particolato per i residenti nelle aree limitrofe, eccessi per ricoveri di malattie cardiovascolari, mortalità generale, malattie respiratorie acute e croniche. Gli autori concludevano come lo studio ha riscontrato un aumento del rischio di mortalità e ricovero ospedaliero associato alle emissioni dell'inceneritore. Un altro inceneritore italiano, studio dell'Ancona, pubblicato su Environmental Research, Malagrotta, emissioni associate al rischio incrementato di cancro del pancreas, mortalità per cancro del pancreas in entrambi i generi. Sempre inceneritore di Malagrotta, incrementato rischio di ammalarsi di tumore maligno della mammella, di cancro della mammella. Studio condotto da ARPA Puglia sull'inceneritore di Vercelli, anche in questo caso sono stati dimostrati aumenti di rischio per mortalità totale, per tumori maligni, un accesso di oltre il 60%, soprattutto per il cancro del colon retto del polmone, mortalità per malattie cardiovascolari, pneumopatie, malattie non comunicabili croniche come il diabete e le malattie neurodegenerative. Inceneritore Cosmari delle Marche, anche in questo caso un incremento di rischio per ricoveri per tutte le cause tra i residenti nei territori limitrofi. Inceneritore di Pisa, uno studio CNR nel 2017, ha documentato eccessi di mortalità per cause generali tra gli uomini, per malattie del sistema circolatorio, malattie respiratorie acute, tumori del sistema linfopoietico. Vedete come questo tipo di patologie si ripetano nonostante gli studi siano diversi. Primo studio ERAS del Lazio, inceneritore San Vittore, Colleferro, ha valutato soltanto la morbidità di chi abitava nelle aree limitrofe e ha documentato un eccesso di ospedalizzazioni per malattie dell'apparato respiratorio acute e per malattie polmonari cronico-ostruttive. E tra i bambini, in maniera particolarmente preoccupante, un aumento dei ricoveri per cause naturali e per malattie dell'apparato respiratorio. Del tutto recentemente sono stati divulgati i dati dello studio ERAS-2, sempre nel Lazio, pubblicati a novembre del 2023. Vedete il virgolettato. Questo studio ha rivelato un aumento dei rischi di ospedalizzazione per malattie respiratorie, in particolare broncopneumopatie cronico-ostruttive tra tutti i residenti a seguito dell'attivazione di impianti di termovalorizzazione, con un rischio più elevato nelle aree ad alta concentrazione di particolato. Il rischio in questi casi, anche ancora una volta in questi casi, riguardava le malattie respiratorie, le malattie circolatorie, le malattie cardiache, le malattie cerebrovascolari e persino le malattie infettive. Vi invito a non sottovalutare questo dato, che non è una casualità. Spesso le emissioni inquinanti sono messe in relazione soprattutto con malattie di tipo non comunicabile, non trasmissibile, malattie respiratorie, cancro, eccetera. Negli ultimi anni è stato dimostrato come
l'inquinamento dell'aria possa ridurre le difese immunitarie e predisporre a malattie infettive. Questo è uno studio che ho pubblicato io stesso lo scorso anno, che ha dimostrato come l'esposizione ad un altro inquinante tipico atmosferico, che è il diossido di azoto, riduce la capacità immunologica e predispone in questo caso alla mortalità da Covid-19. Non soltanto rischio presente, ma ci sono studi che documentano anche la possibilità di una trasmissione transgenerazionale del rischio, sia perché gli inquinanti in genere attraversano la placenta e quindi possono colpire il feto. In questo caso questo studio ha dimostrato come donne esposte in gravidanza hanno generato bambini con alterazioni congenite del tratto urinario, sia alterazioni di tipo neurocognitivo, come in questo caso, che si sviluppano anche a distanza di alcuni anni dalla nascita, sempre in bambini che vivono e che sono stati allattati da madri residenti in prossimità degli inceneritori. Nonostante ci siano queste enormi, come avete visto, io vi ho fatto vedere soltanto una parte delle evidenze, ci siano tutte queste evidenze scientifiche, ci sono delle obiezioni che vengono di solito mosse a queste evidenze. Le principali sono queste: le evidenze disponibili sono riferite a vecchi impianti di incenerimento e per gli inceneritori moderni questi problemi non ci sono perché hanno emissioni molto inferiori. Allora, intanto la prima cosa che verrebbe da dire è, ammesso che questo fosse vero, ma come vedremo in seguito non è vero perché gli stessi problemi ci sono anche per i nuovi impianti, ammesso che questo non fosse vero, potremmo almeno incominciare a chiudere i vecchi impianti che invece sono ancora assolutamente in attività in molte parti d'Italia. Riguardo alla seconda obiezione, bisogna fare attenzione perché è vero che gli inceneritori moderni hanno concentrazioni di emissione inferiori, ma inferiori non significa assolutamente emissioni assenti né tantomeno emissioni innocue. Si è sviluppata una vera e propria mitologia degli inceneritori moderni. Questo che vedete qui è il famoso inceneritore di Copenaghen, dove vanno ormai in pellegrinaggio tutti quelli che vogliono proporre la realizzazione di un inceneritore per dire quanto è bello. Io non ho tempo di parlare di questo, ma anche da quelle parti, a causa di questo inceneritore, stanno avendo un bel po' di problemi, soprattutto di tipo ambientale ma anche economico, tanto che ne stanno limitando l'attività. Ma noi abbiamo imparato dalla fiaba di Biancaneve che non tutto quello che è bello è anche buono. Qual è il problema di questi impianti? È che è vero che hanno minori concentrazioni di emissione rispetto agli impianti vecchi, ma è anche vero che in questi impianti, per motivi soprattutto di economia di scala, ci finiscono una quantità enormemente maggiore di rifiuti rispetto a quelli di una volta, e quindi la quantità di inquinanti che viene fuori è assolutamente proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti, per cui minori concentrazioni ma maggiore massa di inquinanti, soprattutto di inquinanti bioaccumulabili. E poi ci sono studi recenti che hanno confermato la pericolosità anche di questi impianti di nuova generazione. Questo è uno studio banale, dice semplicemente che la possibilità di accumulare diossine è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti che si bruciano. Più rifiuti e diossine. più diossine vengono emesse. Uno studio fatto, commissionato alcuni anni fa dalla regione Emilia-Romagna, costato diversi milioni di euro, sugli 7 impianti di incenerimento di quella regione, lo studio Monitor, che ha preso ad esempio l'inceneritore del Strullo, quello di Bologna, si diceva il tecnologicamente più avanzato in Emilia-Romagna al momento di quell'indagine. Una linea di ricerca dello studio Monitor ha dimostrato come i picchi emissivi degli inceneritori sono legati a particelle piccolissime, diametro inferiore a 100 nanometri. Questo ha una rilevanza epidemiologica enorme perché è la forma di particolato assolutamente più dannosa per la salute. Più piccole sono le particelle, più fanno male. Sono spostabili per centinaia di chilometri con gli agenti atmosferici, agiscono sulla salute umana indipendentemente dalle concentrazioni di PM10, che è l'unica cosa che spesso viene misurata per monitorare le emissioni di questi impianti, e soprattutto la concentrazione di polveri ultrafine non è regolamentata da alcuna legislazione, nonostante sia un enorme rischio per la salute umana. Ancora una linea progettuale del Monitor che ha dimostrato come
il particolato prevalente che viene emesso è quello di PM2,5, quello più pericoloso per la salute umana. Un'altra linea di ricerca del Monitor di bioaccumulo ha usato muschi ericheni, che sono cose che non prendono nutrienti dal suolo, ma li prendono dall'atmosfera. Hanno messo muschi ericheni intorno agli inceneritori e hanno visto che queste cose qui accumulano metalli in maniera passiva, dimostrando una correlazione con le emissioni. Ebbene, il Monitor ha dimostrato nei muschi ericheni intorno a questi impianti, per esempio, concentrazioni di piombo estremamente elevate in tutti i siti monitorati. L'inceneritore modello di Bologna aveva valori di cadmio fino a 10 volte superiori a quelli degli altri siti e c'erano accumuli assolutamente critici per una serie di altri metalli assolutamente dannosi per la salute umana. Lo studio Monitor ha anche dato degli esiti clinici, ha documentato un incremento degli aborti spontanei, delle malformazioni congenite, delle nascite pretermine, tanto che questi dati sono stati anche pubblicati poi nel 2015. Uno studio non su inceneritore italiano ma su altri inceneritori successivo al Monitor ha confermato ancora una volta come la gravidanza sia un periodo di particolare vulnerabilità e donne esposte in gravidanza alle emissioni degli impianti di incenerimento generano bambini con ridotto peso alla nascita. Ancora uno studio su inceneritori moderni ha dimostrato un incremento di rischio di cancro a vari livelli, tanto che gli autori di questo studio suggerivano ai coreani, lì dove è stato realizzato questo studio, di sottoporre a particolare sorveglianza sanitaria chimica in prossimità di questi impianti. Ancora uno studio moderno inceneritore di Modena che dimostra bioaccumulo di idrocarburi policiclici aromatici e di metalli pesanti. L'altra obiezione frequentissima è questa: ma di che cosa stiamo parlando? Le emissioni dell'impianto rispettano i limiti di legge. Intanto tutti gli studi che vi ho fatto vedere hanno esaminato impianti a norma di legge, perché evidentemente c'è qualche cosa che non funziona. Nonostante questo, vedete, la stampa spesso ricorre alla mitologia dicendo il contributo del servovalorizzatore trascurabile, le emissioni sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge. Vi dovrei ricordare a questo punto che l'OMS ci dice come l'80% di chi vive in area urbana vive con concentrazioni di particolato che eccedono i limiti di sicurezza dell'OMS, che vi ricordo essere enormemente più bassi dei limiti di legge. Ma la domanda vera da farsi è questa: è sufficiente misurare le quantità di inquinanti nell'aria per valutare l'entità del rischio? La risposta è assolutamente no, ed è per questo che si fanno gli studi di biomonitoraggio. I limiti di legge non hanno assolutamente nessun fondamento scientifico. Ogni individuo ha una diversa suscettibilità agli inquinanti. Gli inquinanti agiscono in maniera combinata tra di loro, per cui non ha senso valutarli singolarmente. Possono essere introdotti in diversi modi, non soltanto per inalazione, ma anche per ingestione o per contatto cutaneo, e si accumulano. Possono dare effetti sanitari a lungo termine anche per basse concentrazioni. Ed è per questo che gli studi più recenti e più interessanti non puntano sulla concentrazione degli inquinanti nell'aria, ma puntano sull'accumulo di inquinanti nei tessuti biologici. Vi faccio vedere questo studio che ha dimostrato come chi vive vicino ad un inceneritore accumula diossine e ha un incremento del rischio di linfoma non Hodgkin. Questo è uno studio fatto in Spagna, prima e dopo l'attivazione di un inceneritore. Chi viveva vicino a questi impianti in 2 anni ha visto aumentare le proprie concentrazioni corporee di PCB, che sono delle sostanze assimilabili alle diossine. Ancora uno studio sulle diossine fatto in Cina e ha documentato ancora una volta bioaccumulo di tossine in soggetti esposti. Questo è uno studio che abbiamo fatto in Italia sui bambini. Abbiamo misurato le concentrazioni di metalli in bambini esposti che avevano concentrazioni maggiori di bario, manganese, rame e vanadio rispetto ai bambini che non erano esposti alle emissioni degli inceneritori. Un altro studio italiano si è pubblicato un paio di anni fa, bambini che risiedono in un cementificio che brucia rifiuti, un cementificio perché ci sono anche inceneritori travestiti da cementifici. Anche in questo caso stessa tecnica, dosaggio
dei metalli nelle unghie abbiamo documentato un incremento di accumulo di nichel, mercurio e arsenico nei bambini più esposti. Stessi risultati in altri paesi e in altre popolazioni, questo è in Cina, ma ha documentato la stessa cosa, dicendo che non soltanto si accumulano questi metalli, ma questi bioaccumuli generano alterazioni epigenetiche, cioè sono in grado di alterare la espressione del DNA, fattore gravissimo di rischio per lo sviluppo di una serie di patologie, studio fatto nei bambini. Concludendo, numerose evidenze dimostrano un incremento di rischio sanitario nei residenti in aree limitrofe ad impianti di incenerimento. Il rischio è maggiore, non è uguale per tutti, il rischio è maggiore per le fasce più vulnerabili della popolazione, donne in gravidanza, ammalati cronici, bambini, persone già affette da malattie invalidanti. È possibile una trasmissione transgenerazionale del rischio, per cui non ha senso vedere soltanto il rischio che si corre qui e ora, ma dovremo mettere in conto le conseguenze a lungo termine dell'esposizione qui e ora. Gli impianti di nuova generazione non sono assolutamente esenti da rischi, specie se, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, sono collocati in aree già critiche dal punto di vista ambientale e sanitario, come dimostrato da studi epidemiologici e di biomonitoraggio soprattutto. Il rispetto dei limiti di legge non è assolutamente una garanzia di sicurezza per le comunità esposte e ci sono, non ho tempo di parlare di questo, spero lo faccia entro, almeno in parte, ci sono sicuramente alternative più sostenibili all'incenerimento e tutte queste alternative sono possibili, sono state già realizzate e sono auspicabili in ogni posto si voglia realizzare un inceneritore. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Agostino, grazie. Sì, io sono specialista in medicina interna, ho dottorato di ricerca in salute pubblica, lavoro in una medicina interna universitaria e sono il presidente del comitato scientifico della International Society of Doctors for Environment. Cioè ISDE. Ecco, abbiamo sentito la quantità di studi che velocissimamente ci ha presentato il dottor Di Ciauda. Questo è il nostro modo di lavorare. Non stiamo qui a raccontare le storie, stiamo qui con dei scienziati che ci dicono delle cose gravissime. Avete sentito? Dei bambini, delle donne incinte, tutto ciò che viene detto spesso viene ignorato nelle valutazioni di impatto ambientale, spesso. E noi dobbiamo ribadirlo, perché questa è la nostra vita. Grazie Agostino, grazie molte. Allora, la parola all'ingegnere Franco Rigosi, che tratta di Marghera in particolare, ci fa il punto sulla situazione non solo dell'inceneritore ma dell'inquinamento a cui poi questi eventuali linee di incenerimento si aggiungerebbero. Grazie Franco. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate e appunto volevo parlare della situazione complessiva di Marghera e dintorni, quindi anche a Mestre e Venezia, visto che qui si insedierà o vogliono insediare questo impianto Eni Rewind di grossissime dimensioni. Ecco, da noi siamo ottimisti perché ha chiuso il petrolchimico, per l'ambiente e per la salute è stata una cosa positiva dopo tanti anni di danni, e quindi non c'è più il ciclo del cloro, non c'è più il cracking. Restano aperti alcuni impiantini nella parte nord che trattano l'acido fluoridrico, l'acido cianidrico, e poi c'è la Crion che non è inquinante perché distilla l'aria, e la 3VCPM che è quella che ha preso fuoco e che stanno riattivando, che invece produce sostanze chimiche solventi. Poi nei nostri dintorni c'è la raffineria dell'Eni che anche se fa biocarburanti inquina meno rispetto a anni fa quando produceva molto di più del petrolio, ma continua a inquinare. Poi c'è l'aeroporto dove con gli aerei che arrivano si inquina l'aria e hanno deciso di raddoppiare i passeggeri, quindi i voli nei prossimi 10 anni, quindi peggiorando la situazione.
Poi c'è una centrale Enel a carbone che proprio in questi giorni hanno deciso di chiudere, ma dipende molto dal prezzo del gas, se sta chiuso o no, perché se il prezzo del gas va su riaprono subito le centrali a carbone, che sono una fonte di inquinamento molto pesante. Noi speriamo che non riparta, anche perché a fianco di questa l'Enel sta già costruendo velocemente una centrale a metano da 800 megawatt, quindi grossissima, che emetterà polveri sottili, ossidi di azoto, un po' meno delle centrali a carbone, ma sempre grosse quantità inquinanti. Poi ci sono molte altre centrali elettriche, perché Marghera è diventato un polo di produzione di energia elettrica. L'Edison ha potenziato ultimamente una centrale che aveva, le altre due all'ex Agrimon, poi c'è la raffineria che c'è un impianto di produzione di energia elettrica, la Versalis, cioè l'ex cracking tiene ancora in funzione la centrale elettrica per vendere energia elettrica, poi c'è la Grandi Molini, insomma ce ne sono molti. Un altro fattore inquinante sono le navi da crociera che stanno arrivando nella zona di Marghera e stanno scavando i canali, come vedremo dopo, per riportarle a Venezia. E hanno un peso significativo perché quando sono in radar continuano a far andare i motori perché non c'è l'attacco alla luce, non c'è un cold crate, non mi ricordo come si chiama, l'attacco a un elettrico che permette di spegnere i motori. Poi ci sono gli inceneritori, quello di Veritas da 50.000 tonnellate anno, che in realtà non è Veritas, perché Veritas si è messa con il 49% con i privati che vogliono fare profitto naturalmente e hanno chiamato questa società Eco più Eco, tanto per far finta che sia verde. 50.000 tonnellate anno da quella esistente, quella in funzione. Poi c'è un'altra linea che hanno fatto l'appalto per ricostruirla, è già autorizzata dalla regione, di 70.000 tonnellate anno per i rifiuti urbani, non è ancora partita. E poi c'è una terza linea, 30.000 tonnellate anno, che la regione, dopo le nostre battaglie, perché le nostre battaglie hanno rallentato tutti questi inceneritori che stanno arrivando e per esempio questa terza linea è stata fermata dalla regione perché le nostre critiche dicevano che bruciando i percolati c'era molta produzione di PFAS e la regione ha detto: beh, aspettiamo un attimo che ci portino degli studi su questi PFAS, se spariscono o no. Quindi questi grossi impianti ci sono già per i rifiuti urbani e stanno facendo ancora, e adesso arriva Eni Rewind. Ma poi a Marghera ci sono ancora delle altre cose. C'è una cosa che è passata un po' sotto silenzio. In Punta Fusina stanno costruendo velocemente un hub del calcestruzzo per fare calcestruzzo per tutto il nord-est, quindi partiranno i camion, le navi, ed è il più grosso d'Italia. Ci sono dei silos alti 46 metri ed emetteranno polveri sottili perché lavorando il cemento chiaramente si mettono polveri fini. Poi c'è un autorizzato, è già finito, un grosso deposito di GNL, cioè di metano liquido, della Decal. Poi ci sono altri 3 depositi ad alto rischio della legge Seveso, cioè ad alto rischio di incendio e di esplosione. Sono depositi di prodotti petroliferi che partono per tutto il nord-est e sono quelli della Decal, della Petromen e quelli del San Marco Petroli. Sono qua proprio tutto attorno a Mestre e Marghera. Poi c'è tutta la rete di strade e autostrade che ci circondano, che contribuiscono chiaramente con l'inquinamento dell'aria. Tutto questo produce come somma un inquinamento che ARPA misura tutti i giorni. Il problema è che noi a Marghera e Venezia ormai da 10 anni e più siamo fuori limite per le polveri sottili. Per le polveri sottili, cosiddette PM10, che sono quelle che sono riconosciute cancerogene dall'Istituto per i tumori internazionali, lo IARC. Sono cancerogeni di prima classe, cioè sono come l'amianto e come il CVM, il cloruro di ammonium monodo, perché assorbono e portano nei polmoni gli idrocarburi policiclici, cioè tutti gli idrocarburi che arrivano dai diesel soprattutto. Quindi le polveri che noi respiriamo sono cancerogeni di prima classe. E l'Italia paga all'Europa delle sanzioni ogni anno per questi superamenti. Nel 2023 sono stati 62 superamenti qua da noi sui 35 ammissibili. Negli anni precedenti eravamo arrivati a 90-95 superamenti. Quest'anno
fino a ieri i superamenti sono 31 su 35 ammissibili per tutto l'anno, quindi quest'anno è cominciato piuttosto male perché c'è stato il secco, quindi siamo già fuori limite. Tenete conto che l'Europa ha proposto di dimezzare i limiti fra 2 anni da 40 microgrammi a 20 microgrammi, perché sono accorti che 40 sono troppi, quelli che noi superiamo alla grande. L'Organizzazione Mondiale di Sanità dice che bisognerebbe portarli almeno a 10 microgrammi, quindi siamo ancora molto lontani da condizioni sanitarie accettabili. In realtà i limiti sono sempre frutto di una mediazione tra l'economia e la salute. L'Istituto Superiore di Sanità, letto sul giornale, ha fatto un rapporto Sentieri nel 2023 dove è scritto che Venezia per l'inquinamento dell'aria ha tumori e altre malattie cardiocircolatorie e simili correlate direttamente con l'inquinamento per il 20% in più della media regionale, che è già superiore a quella nazionale, per gli uomini e le donne del territorio. Quindi il 20% in più è tantissimo rispetto al Veneto, che il Veneto è già rispetto alla media nazionale molto più alto. Noi come comitati abbiamo fatto delle analisi sulle uova dei contadini a malcontenti e dintorni, abbiamo trovato diossine da 2 a 5 volte i limiti ammissibili. ARPA stessa ha trovato a Marghera, nei terreni per terra dove razzano le galline che poi fanno le uova, diossine e PCB 10 volte superiori ai valori normali del Veneto. Attenzione, questa è l'ARPA che di solito nasconde ufficiale. tutto. No, questo lo trovate sul sito dell'ARPA. ARPA. Noi abbiamo fatto anche delle indagini sul terreno ultimamente per cercare i PFAS, perché l'ARPA non ha cercato i PFAS. Abbiamo trovato che a Malcontenta i valori di PFAS sono il doppio dei valori medi normali nazionali ed europei. Quindi qui dopo 100 anni di petrolchimico si sono impregnati, con i loro scarichi hanno impregnato i terreni, la laguna e causato migliaia di morti. Adesso continuano a considerarci un'area di sacrificio. Per loro ci siamo abituati, quindi continuano a considerarci un'area di sacrificio in cui la gente non si ribella, sta tranquilla e accetta pur di lavorare qualsiasi impianto. Avete sentito forse parlare degli scavi della laguna per fare arrivare le grandi navi, sono fanghi molto sporchi perché sul fondo della laguna si è depositato di tutto gli scarichi liquidi che faceva il petrolchimico. Scaveranno 6 milioni di tonnellate e faranno un'isola da 70 ettari nuova in laguna per questi fanghi. Qualcuno pensava andassero all'inceneritore di Eni Rewind, in realtà non è così perché sono troppo acquosi per poter arrivare lì. Però faranno una discarica in laguna con i pesci e i molluschi che assorbiranno i veleni e arriveranno sulle nostre tavole comunque. Ecco, a questo punto Eni Rewind ha pensato bene di proporre qui un inceneritore. Perché? Perché Vivere Acqua, che è il consorzio di tutte le aziende idriche pubbliche del Veneto, 580 comuni, ha fatto i calcoli che da tutti i loro depuratori arriverebbero proprio 190.000 tonnellate anno di fanghi con umidità attorno al 75%. Eni si è offerta subito di trattarli incenerendoli, con un rendimento in realtà molto basso perché sono molto acquosi, però con un profitto molto alto perché avrebbe il monopolio di questo prodotto, o quasi il monopolio, perché in realtà sono già autorizzati i fanghi dei inceneritori sia Fusina, l'impianto che va già, sia Padova. Invece Schio, come diceva appunto Michele, sono un po' ribellati, non vogliono fare gli inceneritori. Questo progetto presentato da Eni Rewind nel 2022 è in 6 ettari di verde a bordo laguna che in 100 anni di petrolchimico non era mai stato toccato, perché lì c'è un laghetto dove Eni portava le scolaresche a vedere gli uccelli della laguna e dimostrare che il petrolchimico era ecologico. Adesso non serve più perché il petrolchimico è chiuso e allora possono usare anche questi ultimi metri quadri di verde. E vogliono incenerirli a 900 gradi, non essiccarli come dicono spesso i giornali, perché essiccare vuol dire asciugare, invece bruciare vuol dire portarli a 900 gradi e buttare fuori tutto quello che si può immaginare dei cammini. E loro parlano di depuratori civili del Veneto. In realtà i depuratori civili sono le fognature in cui vanno anche, oltre ai nostri reflui, i condomini, anche le aziende artigianali, la piccola e media industria, le piccole concerie del Veneto, per cui qua arriverebbero da tutto il Veneto prodotti molto inquinati anche dalla zona rossa della Miteni, che sono pieni di PFAS. La Miteni, sottolineo che è
la combinazione del 50% di Mitsubishi e Eni, cioè l'Eni era colpevole di inquinare il territorio di Vicenza perché la Miteni era metà sua, e adesso vuole nascondere e far sparire questi fanghi bruciandoli qui da noi e dicendo che spariscono. In realtà vanno nell'aria, non è che spariscono, perché gli studi dicono che per far sparire questi prodotti fluorocarboni bisogna arrivare a 1400 gradi. Eni dice si degradano, perché in realtà non lo dicono, ma si spezzano queste catene lunghe in fas più piccoli che sono lo stesso tossico, nocivi o su cui non si sa ancora bene cosa fanno, perché sono 10.000 fas che sono usati, che vengono fuori da questi inceneritori. Questo impianto tra l'altro è fuori dal piano regionale rifiuti. L'anno scorso Zaia si è fatto bello dicendo che lui il piano rifiuti non faceva nessun nuovo impianto di incenerimento, bastavano quelli che c'erano autorizzati, perché c'è anche quello di Fusina già autorizzato. In realtà ha accettato in commissione via questo nuovo impianto che è fuori da ogni piano regionale, anche perché l'Europa dice che non bisogna fare più impianti di incenerimento, bisogna fare economia circolare e riciclo. Anche di queste cose poi vedremo dopo, che parlerà Favorino. Inoltre è fuori norma rispetto al piano regolatore comunale, perché lì non è previsto nel piano regolatore di costruire impianti di incenerimento per terzi. La regione può fare una deroga, ecco, attenzione a questo discorso della deroga, è quello che ci frega sempre. Può esserci la deroga sul piano rifiuti regionale, la deroga sul piano regolatore comunale, e poi c'è la deroga sull'altra cosa, il vincolo paesaggistico. In quella zona, entro 300 metri dalla laguna, c'è un vincolo paesaggistico nazionale che dice che è proibibile fare impianti di incenerimento, di trattamento rifiuti, quindi anche incenerimento. E quindi lì non si potrebbe, è ribadito dal piano rifiuti regionale, dal piano regolatore regionale, tutti dicono su zona dove c'è il vincolo paesaggistico non si possono fare impianti di trattamento rifiuti. La sovrintendenza ha detto in 2 righe che si può fare una deroga per questo impianto perché è in zona degradata. È degradata perché attorno c'è il parco del petrochimico fatto da l'Eni che l'Eni non vuole bonificare, cioè invece di bonificare tutto l'intorno si preferisce aggiungere un altro impianto inquinante, lasciando così tutto il resto. Questo impianto è mastodontico, dicevo, verranno cementificati 3,5 ettari di terreno verde, ci saranno 2 cammini da 55 metri e la sovrintendenza accetta tutto come niente fosse. Magari si scandalizza per i lucchetti a Venezia degli Airbnb che ci sono per le strade, ma questa enorme volumetria per loro fanno occhi da mercante, non la vedono. Ma quello che è brutto è che l'inceneritore libererebbe in aria, in base alle dichiarazioni aziendali che loro dicono che loro libereranno, tonnellate di quantità di inquinanti, vi dico i numeri: 2,3 tonnellate all'anno di polveri sottili PM10, quelle cancerogene, 36 tonnellate annue di ossidi di azoto, quelli che fanno l'asma e malattie polmonari, 13 tonnellate all'anno di anidride solforosa, 2,8 tonnellate all'anno di acido cloridrico e mezza tonnellata di acido fluoridrico, 4,6 tonnellate di ammoniaca, metalli pesanti cancerogeni come mercurio 9 kg all'anno, cadmio 9 kg all'anno, diossine 4 mg all'anno. Non dicevo 4 mg, cosa vuoi che sia? In realtà la tossicità delle diossine si misura in nanogrammi, che è 1 milione più piccolo del milligrammo. Quindi 4 mg sono una quantità sostanziale. E poi non ci sono i dati dei FAS, perché per l'Eni Rovai non ci sono i FAS, non ci sono i dati del CO2, quello che fa cambiare il clima, l'effetto serra, e quindi mancano dei dati. Noi diciamo che la location è folle, cioè la localizzazione a Marghera è folle, ma è folle anche pensare di bruciare questi fanghi, e ce lo dirà Favorino. Quindi per concludere, dopo la battaglia che abbiamo fatto contro il CVM, quel processo di Casson, con tutti i morti che ci sono stati, dopo tutta la battaglia contro il ciclo del cloro, il forgene, il rischio di esplosione TDI che abbiamo vinto, adesso dobbiamo combattere contro questi mostri, gli inceneritori che attaccano la nostra salute. E come diceva Gabriele Bortolozzo, quello del CVM, del processo, la scienza non è proprietà degli scienziati, dobbiamo studiare, leggere, capire dove ci imbrogliano, perché
ne va della nostra salute, della nostra vita, della nostra e dei nostri figli. Quindi continuiamo a combattere. Grazie. Mi scuso perché non mi sono presentato, sono Michele Boato dell'Eco Istituto del Veneto. Questa assemblea è organizzata assieme all'Eco Istituto dal Comitato Non Inceneritori, che in questo momento è rappresentato da Mattia Donadelle, ne facciamo parte tutti ma lui è il portavoce, e da Medicina Democratica di cui è il portavoce Franco Ricosi. Adesso la parola, che in questo momento è in Africa e sta lavorando non per viaggi di piacere, alla dottoressa Vitalia Murgia, anche lei dell'ISDE, dei Medici per l'Ambiente, che ci ha dato questo contributo registrato. Buon pomeriggio. Sono molto lontana da voi, ma è un piacere comunque partecipare a questo vostro incontro e spero di portare un contributo utile alla discussione e all'analisi del problema che ci sta a cuore. Vorrei cominciare la mia presentazione con 2 frasi che ho tratto da 2 documenti diversi del procedimento di Eni Rewind, di autorizzazione del inceneritore di Eni Rewind. La prima frase è: i risultati delle prove di ossidazione termica hanno restituito in tutti i casi e con un'ottima ripetibilità delle efficienze di abbattimento di PFAS superiori al 99,93%, e la seconda frase viene dalla valutazione di impatto sanitario del professor Boffetta, che ci ribadisce questo valore. Dice ancora, in estrema sintesi, le sperimentazioni commissionate da Eni Rewind con il supporto di primari istituti accademici hanno dimostrato come le concentrazioni di PFAS subiscano un abbattimento in fase di combustione alle temperature di processo previste pari al 99,93%. Tutto il mio percorso sarà utile a far capire perché noi non dobbiamo dare eccessiva fiducia a queste valutazioni. Vi parlerò brevemente di quelle che sono le diverse tipologie di fanghi, per qualcuno che nel gruppo che ascolta magari non conosce alcune cose, e vi dirò se esiste un modo sicuro per liberarsi dell'immensa quantità di fanghi da scarichi civili e di rifiuti contenenti PFAS, e poi quanti PFAS possiamo trovare nei fumi e che sicurezza ci danno gli esperimenti fatti da Eni Rewind. I fanghi, ne parlerò brevissimamente, sono il prodotto di trattamenti depurativi in cui sappiamo che si concentrano gli inquinanti che vengono rimossi dalle acque reflue. Sono una sospensione liquida in cui c'è una parte solida che corrisponde più o meno al 20%, che è quella che poi ovviamente a noi interessa di più. La quantità e la tipologia dei PFAS nei fanghi dipende ovviamente dalla fonte, dalle diverse fonti dell'affluente che arriva al depuratore, e poi chiaramente saranno molto più concentrati in quelle industriali, ma possono essere piuttosto presenti anche in quelle civili. In questa immagine vediamo il ciclo dell'acqua e vediamo proprio come sia da fonti industriali sia da impianti civili arrivino ai centri di depurazione delle acque delle acque contaminate che si trasformano in fanghi. Questi fanghi poi possono essere usati come ammendanti nei terreni o riportati in discarica, contribuendo a riportare i PFAS nel terreno. A loro volta possono essere inceneriti, una quota può essere incenerita portando i PFAS anche nell'aria e nelle ceneri, che poi finiranno nuovamente in discarica. Quindi gli impianti di trattamento delle acque a loro volta fungono da fonte di PFAS nell'aria, in particolare PFAS semivolatili e neutri. Quello che ci interessa rimarcare è che una recente recensione ha riportato che le concentrazioni di PFAS negli effluenti domestici sono tipicamente superiori a 100 nanogrammi litro, quindi sono presenti PFAS negli scarichi di impianti civili e nei fanghi, che si concentrano tra l'altro nei fanghi, e per cui la preoccupazione per l'incenerimento di queste sostanze, perché in Italia è previsto l'incenerimento o il recupero
nel settore agricolo, o lo smaltimento in discariche comuni o speciali a seconda della contaminazione. Nessuna di queste modalità è sicura per il danno da PFAS, anzi tutte contribuiscono a riportare i PFAS nell'ambiente. Vediamo adesso cosa significa bruciare i fanghi. Allora, bruciare fanghi contenenti PFAS può provocare che il calore insufficiente, inadeguato, porti alla formazione di prodotti volatili e mobili. Se i PFAS vengono inceneriti con altri rifiuti contenenti altre sostanze, si producono ex novo emissioni nocive di diossine e furani. Poi ci sono quei famosi prodotti di combustione incompleta, che sono una delle incognite più serie della combustione dei PFAS, o PFAS possono essere emessi dal camino PFAS tali quali, o prodotti di ricombinazione. Ed infine gas serra, come i fluorocarburi, tetrafluorometano, CF4 e l'esafluorometano, il C2F6, che guardate sono gas serra potentissimi, posto 1 il potere di riscaldamento globale della CO2, il CF4 ha 5007 e il C2F6 ha 11900, quindi è un potere di riscaldamento terribile, e hanno delle vite atmosferiche infinite, perché è di 50.000 anni per il CF4 e di 10.000 anni per il C2F6. Per distruggere al 99% questo gas serra, il CF4, in un secondo via degradazione unimolecolare, potrebbero essere necessarie temperature di 1400 gradi. Per i numerosi PFAS neutri che vengono usati perché sono di importanza tecnica notevole, ci dicono gli esperti che è improbabile che sia possibile un efficace trattenimento, perché non vadano nei gas di scarico, quindi è pericoloso, probabilmente fuoriescono insieme ai gas di scarico. E che questo accada, che emissioni di PFAS ci siano anche dagli inceneritori di BAT, quindi quelli delle migliori tecnologie disponibili, è dimostrato da uno studio interessantissimo dove, anziché fare un campionamento saltuario, si è fatto un campionamento a lungo termine che ha rivelato violazioni dei limiti molto importanti, ma soprattutto presenza nei terreni attorno a distanza dall'inceneritore di diossine ed altri elementi, ma soprattutto di composti fluorurati come l'acido perfluorotanoico in tutti i campioni. Quindi questo ci dà due informazioni importanti. La prima è che non è vero che gli inceneritori BAT non inquinano, come insistiamo a dire da anni, e l'altro è che ritrovare il PFOA intatto in un camino o nei terreni attorno all'inceneritore significa che non viene completamente combusto, quindi che non viene assolutamente bruciato a temperature inadeguate. Vediamo adesso cosa succede a livello di fumi. Nei fumi noi sappiamo che ci hanno detto, e riporto le frasi, ci hanno rassicurato moltissimo dicendo che tutto viene bruciato al 99,98%. Ma allora com'è questo problema? Perché noi ci preoccupiamo? È perché il trucco che vi ho detto prima c'era è che sono stati ricercati nei fumi solo 39 PFAS. Ma quanti sono i PFAS? Sono molti, e vi dirò che ci sono anche incoerenze tra varie liste. Per esempio, in totale vengono conteggiate come PFAS più di 4.730 sostanze chimiche dal documento dell'OECD del 2018. Però l'EPA, quindi l'Organizzazione per la protezione dell'ambiente americana, ha creato due liste in cui fa riferimento nel totale a più di 16.000 sostanze. Queste liste, una è stata finalizzata nell'agosto del 2022, vedete contiene 14.735 sostanze, l'altra dell'agosto 2021 1.258 sostanze. Ripeto, sono liste dell'EPA, ma pensate che solo di fluoropolimeri in tutto il mondo se ne stima la produzione di 320.000 tonnellate, quindi voi pensate quanti sono solo una sostanza, considerando che i PFAS sono in tutti i prodotti praticamente che consumiamo, pensate quanti PFAS ci sono che girano per il mondo. Un'altra preoccupazione molto grande per valutare
le PFAS, i PFAS, è che non esistono gli standard per misurare tutte queste sostanze. E guardate, vi porto ancora un documento, sempre dell'EPA, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente americana, che ci dice con chiarezza che la parte verde, cioè meno dell'1%, è la frazione di PFAS conosciuti, possibilmente monitorabili per ricerca, per analisi targetizzata, cioè singolo PFAS, singola analisi. L'altro 99%, più del 99%, è sconosciuto, quindi bisogna misurarlo con metodi indiretti. Sappiamo che spesso i metodi indiretti non sono chiari. I 39 PFAS indagati negli esperimenti sul combustore a letto fluidizzato in scala di laboratorio di Eni Rewind rientrano nella frazione nota dell'1%. Ma che fine farà l'altro 99%? E che fine faranno quei PFAS che andranno dentro i nostri organi, i nostri polmoni, il nostro fegato? Diciamo che sempre dall'Agenzia Americana di Protezione dell'Ambiente vi porto un documento del 9 gennaio che ci dice che i metodi di campionamento e di analisi che potrebbero essere più adatti per catturare i PFAS e i loro sottoprodotti in tutte le frazioni delle emissioni, quindi particelle, umidità e fase gassosa, sono ancora in fase di valutazione e ricerca. Quindi, come vi dicevo, questo è un documento aggiornato al 9 gennaio del 2024 e vedete che per l'area ambiente dice che nessun documento è stato già emanato che possa essere certificativo. Ci dice che per valutare l'area ambiente intorno alla fonte di contaminazione il documento sta per essere preparato, che per i PFAS semivolatili il documento sta per essere preparato e altrettanto per i PFAS volatili, ma per adesso al 9 gennaio non c'era ancora nulla e nulla è stato prodotto nel tempo che è passato da questa mia presentazione al documento. L'altro problema è che anche gli scienziati fanno dei trucchi, no? E spesso il conflitto di interesse li porta a dire delle cose che non vanno bene. E vedete, vi ho portato un lavoro recentissimo in cui degli scienziati non italiani, stiamo parlando a livello internazionale, hanno studiato come il politetrafluoroetilene viene bruciato, diciamo incenerito in un inceneritore BAT, quindi migliori tecnologie disponibili. E loro chiudono il loro studio dicendo questo inceneritore non è una fonte significativa dei PFAS studiati e dovrebbe essere considerato una forma accettabile di trattamento dei rifiuti. Cosa dimenticano di dire? Dimenticano di dire che hanno studiato solamente una quota molto piccola di PFAS, quindi sempre una quarantina, non di più, e non ci dicono che fine fanno tutti gli altri che loro non hanno studiato, che non hanno cercato. Quali standard hanno usato per certificare la non emissione di frammenti di gas serra? Nessuno standard. Poi andiamo a vedere chi sono queste persone. Guardate, il Pigeon è un dipendente dell'azienda che produce prodotti realizzati con fluoropolimeri, quindi è proprio lavora per la proprietà, per chi inquina, chiariamoci. Gli altri sono tutti studiosi di un centro di ricerca tedesco che ha rapporti di lavoro ed è stato compensato dall'azienda che produce i fluoropolimeri. E quindi io qui non faccio nessun commento. Chiaramente non sto dicendo che hanno pubblicato dati irrealistici, sto dicendo che non hanno detto tutta la verità, cioè non hanno detto che quei PFAS che hanno studiato sono meno dell'1% dei PFAS conosciuti e studiabili, quindi il loro lavoro dal punto di vista della sicurezza vale meno di zero. Diciamo che torniamo sempre a documenti istituzionali perché non voglio assolutamente essere accusata di portare lavori che mi sono piaciuti di più o di meno, quindi questa volta è un documento del governo preparato da scienziati per il governo americano che dice che nessun metodo impiegato per smaltire e distruggere i PFAS si è ancora dimostrato pienamente efficace per tutti i PFAS conosciuti. Questo è il GAO, è un documento interessantissimo, molto facile da leggere anche se in inglese, che vi consiglio di andare. Quali fattori dobbiamo considerare nella determinazione di come distruggere o smaltire i materiali che contengono PFAS? E questo lo dice l'EPA, l'Agenzia Americana per l'Ambiente. L'incertezza relativa alle capacità, dobbiamo tenere conto che c'è un'incertezza relativa alle capacità delle tecnologie di controllare la migrazione dei PFAS.
che può essere un'opzione interessante, stoccare temporaneamente inertizzandole queste sostanze fino a che non abbiamo prove certe che veramente le si distrugge tutto. Bisogna tener conto che sono metodologie costose, che ci sono materiali di scarto di cui poi non sappiamo cosa fare, che le concentrazioni dei PFAS nei rifiuti sono elevatissime e che ci sono rischi per la salute, specialmente per le popolazioni potenzialmente vulnerabili. Infine vi faccio alcune osservazioni essenziali. Il metodo di prova EPA utilizzato da ENI-Rewind per analizzare le emissioni gassose non è un metodo normativo, non è un metodo certificativo, quindi non certifica la conformità dell'impianto e non certifica il fatto che l'impianto non emetterà PFAS che potranno essere dannosi per noi. Non può essere utilizzato per trarre argomentazioni conclusive sulla misurazione dei PFAS nell'emissione atmosferica. Tutti i test sono stati eseguiti su un impianto su scala di laboratorio e assolutamente non è detto che questi risultati siano trasportabili, trasferibili all'impianto su scala industriale, che è ben diverso e con situazioni operative molto diverse. Vi termino solo ricordando che da oltre un anno continuo a dire che i livelli di tollerabilità settimanale all'ingestione di PFAS sono diminuiti moltissime volte. Finalmente è uscito un lavoro scientifico che riporta chiaramente che noi non ci possiamo fidare dei livelli di sicurezza definiti dalle autorità, perché in realtà solo per il PFOA vediamo che è sceso di 1750 volte il livello tollerabile in soli 10 anni. Quindi chiaramente sappiamo che sono una convenzione e non possiamo fidarci quando ci dicono che non inquinano. E chiudo salutandovi e ringrazio per l'attenzione. Avete sentito anche questa della dottoressa Murgia, che ormai da 2 anni si è specializzata in questo tema. Lei era una pediatra, ma il bene dei bambini si fa anche impedendo che si ammalino, e è diventata una delle più grandi esperte, forse la più grande esperta in questo momento, degli effetti dei PFAS sulle persone. La parola a Enzo Favoino, che è il coordinatore europeo. Ciao Enzo, che ci parli da Monza. Ciao a te, buonasera a tutti. Ciao. E diciamo che quando ho detto ci sarà Enzo Favoino, tutti mi hanno chiesto come hai fatto ad averlo, ma lui ha detto è meglio per l'ecologia non fare tutti questi viaggi, ma c'è, è in diretta, è qui, ci conosciamo da almeno 20 anni, perché il Forum Risorse e Rifiuti è da 20 anni, forse più ormai, forse 30 anni, che ha cominciato dal 90 ad affrontare la questione di non incenerire, non buttare, ma ridurre, riciclare i rifiuti. E quindi il tema è le alternative all'incenerimento dei fanghi dei depuratori. Dottor Enzo Favoino, Scuola Agraria Parco di Monza e coordinatore europeo di Zero Waste, Zero Rifiuti. Grazie, Enzo, a te la parola. Sì, grazie a voi per l'invito, lo faccio sempre con piacere. Sì, purtroppo sono un po' più di 20 anni, ma abbiamo cominciato molto giovani, sono circa 35 anni che lavoriamo su queste cose. Allora, guardate, la presentazione è un po' un estratto, un sunto di una presentazione, di un webinar intero che ho tenuto per ISDE, per i Medici per l'Ambiente, a settembre di quest'anno. C'era anche Michele, c'era Donabel, c'erano molti che probabilmente sono adesso in sala, in cui ci stavamo interrogando proprio su quello che può essere un approccio olistico alla sostenibilità nella gestione dei fanghi, perché vi anticipo una cosa. Attualmente in Italia produciamo circa 3,5 milioni di tonnellate di fanghi di depurazione, ovviamente previsto Enzo, tu hai tutto il tempo che vuoi e parla un po' più lentamente. Hai tutto il tempo che vuoi. Sì, non ne pregherò però molto. Parla più lentamente perché sennò perdiamo le parole. Ho capito. Stavo dicendo, ci dobbiamo porre il problema di un approccio olistico alla sostenibilità nella gestione dei fanghi, perché siamo nell'epoca dell'economia circolare e nell'epoca dell'economia circolare è un peccato lasciare indietro qualunque risorsa. Nei fanghi noi abbiamo comunque delle risorse, c'è sostanza organica, c'è fosforo, ci sono altri elementi nutritivi, c'è però un altro rischio dietro l'angolo, e ve lo anticipo. Noi in Italia attualmente produciamo circa 3,5 milioni di tonnellate di fanghi di depurazione, la previsione di un ulteriore aumento, come è giusto che sia, perché
perché si sta completando il sistema di depurazione in varie parti d'Italia. Gran parte di questa massa di fanghi attualmente finisce in discarica e chiaramente con una intenzione non meglio precisata di cercare di mandare tutto il più possibile al recupero, che detta così è anche condivisibile, però nel recupero abbiamo anche la famigerata operazione R1 che è il recupero energetico, quindi incenerimento con recupero energetico, che però non è un'operazione circolare, non fa parte dell'agenda europea sull'economia circolare, tanto che all'incenerimento è stato applicato il principio DNSH, cioè non creare un danno significativo all'economia circolare, che è quello che sta tenendo l'incenerimento al di fuori di qualunque ipotesi di finanziamento, inclusi i recovery funds del famoso PNR. Ma andiamo per passi successivi. Allora, noi ci siamo accorti di essere un punto di svolta a partire da una situazione specifica in Lombardia, che ci aveva reso felici, ma la felicità è durata poco, cioè lo spegnimento degli inceneritori per rifiuti urbani di Sesto San Giovanni. La Lombardia e l'Emilia Romagna sono due regioni con una clamorosa sovracapacità di incenerimento. La cosa è particolarmente conclamata in Lombardia perché ci sono 12 inceneritori per una capacità complessiva di 2,5 milioni di tonnellate, quando la Lombardia attualmente produce circa 1.400.000 tonnellate di rifiuto residuo, e l'outlook, cioè la previsione di un ulteriore abbassamento, semplicemente per effetto delle strategie europee che poi a cascata hanno informato il piano regionale di gestione dei rifiuti e i suoi aggiornamenti. Quindi a Sesto San Giovanni hanno detto non è il caso di rischiare investendo ulteriormente in un altro progetto di revamping dell'attuale inceneritore per rifiuti urbani, perché la cosa ci metterebbe in condizioni di stress economico e finanziario. È la stessa cosa che sta succedendo al famoso inceneritore di Amagerbach, che è quello dove ultimamente è andato il sindaco di Roma. Lui ha fatto vedere che andava a visitare la pista da sci sul tetto, però non gli hanno detto che quella cosa ha rischiato di mandare gambe all'aria tutti i comuni che sono azionisti di quell'inceneritore, perché è un inceneritore perfettamente inutile, tanto che la stessa Danimarca, mentre apriva quell'inceneritore, ha deciso di spegnerne 6, e non solo perché sono inutili rispetto all'agenda dell'economia circolare, che prevede di incrementare ulteriormente i livelli di riciclo, ma c'è anche un problema di mancata corrispondenza con l'agenda relativa alla lotta al cambiamento climatico, in quanto l'impronta climatica dell'incenerimento da rifiuti urbani sta diventando un fardello sulla strada verso la decarbonizzazione, perché incenerendo rifiuti urbani si inceneriscono anche componenti fossili come le plastiche e i tessuti artificiali. Non è il caso dei fanghi, perché i fanghi sono un materiale totalmente biogeno, ma nel caso dei fanghi intervengono altre considerazioni che sono qua a condividere con voi. Allora, nello stesso momento in cui a Sesto San Giovanni dicevano chiudiamo l'inceneritore per rifiuti urbani, hanno detto su quel sito faremo una biopiattaforma per i fanghi di depurazione. In questa biopiattaforma che cosa c'è? C'è sostanzialmente un inceneritore da fanghi, cioè la gestione finale di quello che è il risultato della trasformazione dei fanghi, che prevede bioraffineria di gestione anaerobica e quant'altro, e l'incenerimento di quello che avanza. La cosa evidentemente non attesta quei caratteri, quei connotati di circolarità che la farebbero stare a pieno titolo all'interno dell'agenda europea sull'economia circolare, perché dobbiamo ricordarci sempre quello che è il principio sovraordinato dell'economia circolare, che vedete rappresentata schematicamente in questa slide, cioè sulla sinistra voi avete l'economia lineare, che è quella che prevede di estrarre materiali dal pianeta, trasformarli in beni, imballaggi e servizi e smaltire gli scarti finali dei processi di produzione e di consumo. Nell'economia circolare noi cerchiamo di mantenere materiali e risorse del sistema il più a lungo possibile nel loro status più elevato. L'incenerimento è un'attività lineare per definizione, perché recupera certo una quota di energia, una quota infima, lo possiamo dire tranquillamente, particolarmente per materiali ad alto tasso di umidità, come nel caso dei fanghi di depurazione, ma anche nel caso dei rifiuti urbani, tasso medio di recupero energetico a livello europeo è attorno al 20%.
il resto viene disperso, così come si disperdono i materiali e le risorse in cui tale energia era incorporata, no? Quindi il recupero di energia termica poi trasformata in energia elettrica oppure usata per il teleriscaldamento non è uguale al 100% dell'energia chimica che è inclusa in tali materiali e risorse, ma soprattutto distruggendo tali materiali e tali risorse poi comporta quello che l'economia circolare vuole evitare, cioè una nuova estrazione di materiali vergini, di materie prime per alimentare nuovamente un ciclo produttivo. Questa cosa è particolarmente odiosa in un contesto come quello europeo, perché l'Europa è una fetta di pianeta con un sistema produttivo forte, ma povera di materie prime. Tanto che noi importiamo il 60% delle materie prime necessarie al nostro metabolismo industriale, al nostro metabolismo produttivo da altri continenti. Nella crisi globale e la scarsità delle risorse questo ci mette in condizioni di precarietà. Allora, vediamo un attimino, facciamo un primo riassunto, un primo punto fermo sulla situazione. Qual è il quadro di riferimento a livello di Unione Europea? Perché tutte queste iniziative, dopo l'iniziativa di Sesto San Giovanni che vi ho già citato, abbiamo assistito ad un effetto cascata a livello lombardo e poi quello che fa la Lombardia per un malinteso modernismo tende ad essere copiato carta carbone da altre regioni. Il Piemonte e il Veneto sono in genere le prime sulla base degli stessi assunti profondamente errati che sono stati messi alla base delle iniziative in Lombardia, cioè l'Unione Europea vieterà l'applicazione dei fanghi in agricoltura. Nulla di più falso, sono qua a dimostrarvi questo. Piuttosto va migliorata la condizione di recupero agronomico dei fanghi in agricoltura, ma di questo ci occuperemo dopo. Intanto vediamo quello che è il quadro di riferimento europeo. C'è una vecchia direttiva europea sull'impiego dei fanghi in agricoltura, è una direttiva forse la più vecchia che ancora esiste in Europa, la 278 dell'86. Giustamente l'Europa si sta ponendo l'obiettivo di rinnovarla, no? Di adeguarla anche ai nuovi tempi, le nuove necessità, le nuove visioni di sostenibilità che ci sono in Europa. Questa direttiva consente l'applicazione sul suolo dei fanghi di depurazione in spandimento controllato e prevede dei carichi limite sia come applicazione totale che come quantitativo totale di microinquinanti di cui il fango può essere vettore che vengono apportati al suolo, prevede l'autorizzazione allo spandimento e prevede l'analisi del suolo. Questo, attenzione, per il fango che va in agricoltura, tal quale o in base ad operazioni di igienizzazione chimica, con una clamorosa eccezione, che sono i gessi di defecazione, sono quelli che stanno generando confusione in tutto il settore, ma ce ne occuperemo alla fine perché è la cosa più importante di cui parlare. Se il fango viene invece compostato, che è la cosa che noi promuoviamo, perché il compostaggio valorizza sempre il fango, gli fa perdere fecalità, organica l'azoto, quindi impedisce la perdita di azoto minerale in falda, impedisce la perdita di azoto ammoniacale nell'atmosfera, e l'azoto ammoniacale, un precursore del nanoparticolato, è stato un grande contributo a quei picchi di inquinamento atmosferico che abbiamo avuto in pianura padana negli ultimi periodi, prima che cominciasse la stagione delle piogge, sostanzialmente, no? Voi sapete che si è parlato tantissimo del contributo del settore zootecnico all'inquinamento del nanoparticolato. L'effetto è lo stesso, cioè il rilascio di ammoniaca dai liquami zootecnici, l'ammoniaca diventa un precursore del nanoparticolato, il nanoparticolato poi diventa l'elemento principale del quadro complessivo dell'inquinamento dell'aria che respiriamo in pianura padana. Ora, col compostaggio noi quindi miglioriamo nettamente il quadro complessivo gestionale relativo ai fanghi e soprattutto andiamo a deautorizzare i fanghi, perché quello che attualmente dà fastidio alle comunità ed offende i territori è il fatto che l'applicazione diretta del fango igienizzato chimicamente, quindi sostanzialmente tal quale, va a consumare ossigeno nel suolo, li fa diventare blu, è un fenomeno che noi agronomi chiamiamo gleizzazione, cioè il fango si degrada ulteriormente una volta messo nel suolo consumando l'ossigeno nel suolo. Questo riduce i minerali ferrosi e di alluminio e dà quella connotazione, quel colore blu ai terreni, ma quello è solamente l'indice che qualcosa non va, non è il colore blu in sé che fa male, ma ci testimonia che c'è qualcosa nell'ecologia complessiva del suolo che non sta funzionando bene.
Se io predigerisco il fango tramite il compostaggio, tutto questo non avviene, perché il consumo di ossigeno avviene nell'impianto di compostaggio. In più, il compost, voi sapete, è un materiale totalmente differente, ha perso fecalità, è valorizzato, sembra un terriccio e così via, e quindi può essere applicato senza fastidio e senza pericolo in ambiente. Andiamo avanti. Quali sono adesso le linee di tendenza sulla revisione della direttiva 278 dell'86, quella che governa l'applicazione dei fanghi in agricoltura? Se ne è cominciato a parlare all'inizio degli anni 2000, c'erano dei working documents, documenti di lavoro, che prevedevano un elemento importantissimo di cui parlerò fra poco, cioè i programmi di prevenzione dell'inquinamento. È una sorta di roadmap, una mappa di navigazione per creare un miglioramento progressivo della risorsa fango, perché nell'era dell'economia circolare, se una risorsa è contaminata, non dobbiamo metterla sotto il tappeto oppure aggiungere danno a danno mandandola a una destinazione errata, quale può essere l'incenerimento del fango. Dobbiamo cercare di fare in modo che tale risorsa venga decontaminata, oppure mandare a smaltimento solamente quella quota di risorsa che è contaminata. Ad esempio, quando parliamo di inquinamento da PFAS, noi sappiamo che la cosa è geograficamente localizzata in alcuni comprensori. Allora, in quei comprensori noi possiamo dire a chi determina l'inquinamento da PFAS: tu entro quella data mi devi rispettare questi nuovi limiti per l'emissione in fognatura, altrimenti ti disconnetto. E se non ci riescono, io quel fango che proviene da quelle attività, quel fango non lo uso, ma questo non mi deve impedire di usare altri fanghi, ad esempio quelli di piccoli distretti di depurazione a favore di comuni dove non c'è una grandissima attività industriale, ma il miglioramento della qualità dei fanghi sta avvenendo anche in aree metropolitane. A Milano, causa la deindustrializzazione, c'è un progressivo miglioramento della qualità dei fanghi. Allora in questo caso io posso piuttosto cercare di accelerare questo miglioramento progressivo della qualità dei fanghi in modo da renderli compatibili con una valorizzazione agronomica, facendoli passare attraverso il compostaggio. Fatto sta che ci sono stati diversi documenti, diversi approcci successivi all'ipotesi di revisione della direttiva, vedremo fra poco il risultato finale. Teniamo presente che ci sono una serie di strategie che si incrociano in maniera preziosa col tema del recupero della sostanza organica, non solamente i fanghi, anche lo scarto organico che noi raccogliamo differenziatamente, il cosiddetto umido, come lo chiamiamo in Italia, o bio-waste, biorifiuto come si chiama a livello europeo, ma anche il fango di depurazione. Allora, ci sono le strategie tematiche sul recupero delle risorse fosfatiche e sul recupero della sostanza organica, la lotta alla desertificazione, il cosiddetto carbon farming, che è promosso dalle nuove strategie di politica agricola. Cioè, carbon farming è un tipo di agricoltura che mira a accumulare carbonio nei suoli, sia per restituire fertilità a un comparto che è preziosissimo, è la fonte stessa, no, della vivibilità per una società, la fertilità dei nostri suoli, e avendo perso progressivamente sostanza organica perché per decenni ci siamo scordati l'ammendamento, cioè la fertilizzazione organica a favore della concinazione chimica, noi siamo in stato di predesertificazione in molti suoli. Predesertificazione non significa che i suoli sono aridi, significa che sono poveri in sostanza organica, quindi noi abbiamo voglia di aggiungere elementi nutritivi, ma è come se non ci fosse il chiaio, cioè la sostanza organica che porta l'elemento nutritivo alla radice della pianta. Il carbon farming punta a questo anche per esaltare un'altra funzione importante dei suoli, che è l'accumulo potenziale di carbonio per lottare contro il cambiamento climatico. Voi sapete che il cambiamento climatico è dovuto primariamente all'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera. Però molti si dimenticano il fatto che nel nostro pianeta i suoli sono il secondo deposito più grande di carbonio dopo gli oceani. Il primo sono gli oceani, il secondo i suoli, l'atmosfera viene molto dopo. Quindi mentre noi lottiamo per cercare di ridurre il carbonio che sta in atmosfera sotto forma di anidride carbonica, non dobbiamo scordarci della funzione importantissima dei suoli, perché se immettiamo carbonio nei suoli sotto forma di sostanza organica, nei suoli crea fertilità e sottrae carbonio all'atmosfera, dove crea invece cambiamento climatico. Proprio per questo tipo di strategia è stata menzionata nel programma europeo sul cambiamento climatico. Io ho partecipato al gruppo di lavoro sui suoli e sulla sostanza organica, che attira l'attenzione sull'importanza di esaltare il ruolo dei suoli nella lotta al cambiamento climatico.
Ora vediamo che cosa dicono gli studi che stanno predisponendo la revisione della direttiva sui fanghi. Questo è un estratto, diciamo, riassunto della valutazione ambientale strategica, Extended Impact Assessment. Ogni iniziativa normativa a livello europeo, ad onta di una certa narrazione distorta che viene generata adesso in Italia in previsione delle prossime elezioni europee, in cui si dice l'Europa è ideologica, ci propone solamente cose che noi non ci possiamo permettere solo perché ha un approccio ideologico. No. Qualunque iniziativa normativa a livello europeo ha un percorso strutturato, chiaro e trasparente, a cui partecipano tutti i portatori di interesse, a cui partecipano tutte e tre le istituzioni europee, cioè la Commissione, l'Europarlamento e il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, e soprattutto è sostenuta da valutazioni strategiche che includono gli effetti ambientali, ma anche quelli economici ed occupazionali di qualunque tipo di strategia normativa. Ok? Quindi, sulla revisione della direttiva fanghi, nel 2009 è stata fatta una valutazione strategica di questo tipo che prevedeva diversi possibili scenari. Nessuna variazione, cioè teniamo la direttiva dell'86 così com'è. Oppure moderato rafforzamento dei requisiti e dei valori limite per i fanghi. Oppure limiti più restrittivi di introduzione di divieti all'applicazione dei fanghi su certe culture. Quindi un giro di vite abbastanza consistente. Oppure abolizione delle direttive, quindi gli Stati membri fanno, ogni Stato membro fa quello che vuole, ma generalmente in Europa poi non si arriva a queste cose, no? Perché determinerebbe una sperequazione nelle strategie ambientali tra paese e paese, e l'Europa una cosa di questo genere non se la può permettere se vuole continuare ad esercitare leadership a livello globale sulla politica ambientale. Oppure lo scenario più drastico, divieto totale di applicazione dei fanghi in agricoltura. Ecco, attenzione, perché quest'ultimo scenario è quello che ci spacciano quelli che dicono dobbiamo fare inceneritori per fanghi perché l'Europa vieterà l'applicazione dei fanghi in agricoltura. Qual è stato lo scenario che è stato preferito nella valutazione strategica? Non è stato il quinto, ma è stato il secondo, un moderato rafforzamento dei requisiti e dei valori limite sia nella direzione di un abbassamento di alcuni valori limite che nella introduzione di nuovi limiti per alcuni patogeni e per i microinquinanti organici. Ora, ci sono una serie di temi critici che comunque vanno affrontati, non solo per i fanghi, ma anche quando facciamo la raccolta differenziata dell'organico, noi dobbiamo ragionare sul fatto che l'inquinamento ambientale è un problema diffuso, pervasivo, ubiquitario. Il fango di per sé, così come lo scarto di cucina, non generano inquinamento, sono piuttosto veicolo di un inquinamento che viene generato altrove. Però di questo inquinamento ci dobbiamo occupare, vedendo se poi recuperare lo scarto organico, ad esempio la buccetta di pomodoro, la pelle del pollo, che può avere delle percentuali di zinco, delle concentrazioni di zinco, di rame, di microinquinanti organici, eccetera, eccetera, eccetera. Vale la pena di recuperarla e usarla come un fertilizzante? Cosa succede se invece rinunciamo a questa opportunità? Certo, eviteremo quella quota di inquinamento, ma ci continuerebbe ad arrivare tutta l'altra quota di inquinamento che arriva direttamente o tramite altri vettori sul nostro suolo. E ci sono ad esempio due aree critiche da investigare, no? I microinquinanti, sia i metalli pesanti che i microinquinanti organici, e le microplastiche. Microplastiche, io me ne sto occupando per più del 50% del mio tempo perché fortunatamente, avendo portato l'Italia, quando ho cominciato a occuparmi di queste cose nel 1990, la media della raccolta differenziata in Italia era sotto il 10%, adesso l'Italia è al 65%, Michele Boato mi può essere testimone perché anche lui si vedeva dare del pazzo quando noi dicevamo guardate che si può fare molto di più. Il decreto Ronchi nel 1997 prevedeva un obiettivo del 35% di raccolta differenziata e molti dicevano che non ci saremmo mai arrivati. Adesso invece abbiamo il 65% come media nazionale e il Veneto e la Sardegna sono le regioni più avanzate con il 75, qualcosa per cento. Adesso, avendo messo a posto quella cosa, c'è ancora tanto da fare, mi sto occupando soprattutto di plastiche e microplastiche. Allora, vediamo un attimo che cosa può succedere. Questa è una tabella di sintesi che fa vedere tutti i cibi, gli alimenti e le bevande che noi abbiamo sulla nostra tavola, nelle nostre dispense, nei nostri frigoriferi
e le relative concentrazioni di microplastiche per litro o per metro cubo. Cioè, forse voi non lo sapete, però è arrivato il momento di mettervi al corrente di una amara verità. Senza che noi lo sappiamo, ognuno di noi settimanalmente è stato calcolato che ingurgita e beve circa 5 grammi di microplastiche. È come una tessera di bancomat. Sono 52 tessere di bancomat all'anno che non ci rendono più ricchi, ci rendono più inquinati. Allora, che cosa succede? Questa tabella ve la metto a disposizione per farvi capire quanto è pervasivo il problema. Allora, se noi diciamo, bene, vietiamo l'impiego dei fanghi in agricoltura perché ci sono delle microplastiche. Le microplastiche nei fanghi sono soprattutto quelle che derivano dal lavaggio dei tessuti, perché i tessuti sono in massima parte fatti di tessili artificiali, rilasciano in gran parte microplastiche e purtroppo in gran parte queste non vengono trattenute. Allora, se noi diciamo vietiamo l'applicazione di fanghi in agricoltura perché ci sono le microplastiche, d'accordo, poi se facciamo il bilancio di massa complessivo delle microplastiche, l'apporto dei fanghi è un apporto percentualmente inferiore. Noi continueremo ad avere l'apporto di microplastiche che derivano dall'acqua di irrigazione, dal fallout atmosferico, perché gran parte delle microplastiche deriva dall'abrasione degli pneumatici, dal cibo che mangiamo, perché il fallout atmosferico e l'acqua di irrigazione poi entrano nell'apparato radicale, le microplastiche, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi noi rinunceremo al beneficio di recuperare la sostanza organica e gli elementi nutritivi dei fanghi e continueremo ad avere invece il danno di gran parte dell'inquinamento da microplastiche. Per cui invece qual è l'approccio che sta avendo l'Unione Europea? Se c'è un problema di microplastiche che deriva dal lavaggio dei tessuti artificiali, dobbiamo inserire in tutte le lavatrici dei filtri appositi per le microplastiche. Per quanto riguarda invece gli pneumatici, stanno inserendo nelle certificazioni Euro 6, eccetera, eccetera, degli autoveicoli anche la riduzione del rilascio di microplastiche grazie a scienza dei materiali, vulcanizzazione, eccetera, eccetera, ma anche grazie a particolari accorgimenti ingegneristici che diminuiscono l'abrasione per rotolamento degli pneumatici stessi. Bene, lo stesso ragionamento lo si può fare per i metalli pesanti, perché ci sono i metalli pesanti nei fanghi di depurazione, ci sono anche nell'umido che proviene dagli avanzi dei nostri cibi. Però che cosa succederebbe se noi rinunciassimo al recupero di questa risorsa organica? E allora ce lo dice questa tabella che ci ricorda che l'89% del cadmio arriva sui nostri terreni dai concimi chimici e dai pesticidi e quelli continuerebbero ad esserci, anzi non uso il compost, utilizzerei più concimi chimici e quindi non sono sicuro che questa cosa mi va a ridurre l'apporto complessivo di cadmio sui terreni. Stessa cosa per il rame. Per il piombo il 97% deriva dalla deposizione atmosferica e quindi se io rinuncio al recupero della sostanza organica di scarto, umido e fanghi, io avrei comunque il 97% dell'inquinamento che mi deriva dalla deposizione atmosferica. Per lo zinco il 70% deriva dai rifiuti agricoli, sono sostanzialmente i liquami zootecnici che sono grande veicolo di zinco. Quindi l'approccio deve essere diverso e bisogna fare quello che già si fa in alcuni paesi scandinavi, la Svezia prima di tutte, e che era previsto nel documento di lavoro per la revisione della direttiva fanghi degli anni 2000-2001. Forse i tempi non erano ancora maturi, ma bisogna adottare un approccio di questo tipo, cioè dei programmi di prevenzione dell'inquinamento, Pollution Prevention Programs. Che cosa si fa? Che entro una certa data, nel 2000 si diceva entro il 2015, adesso potremmo dire, se l'adottassimo al 2025 la revisione si potrebbe dire entro il 2035, i limiti di concentrazione si abbassano e entro altri 10 anni si abbassano ulteriormente. In questo modo io do la possibilità all'industria, che è quella che genera gran parte di questa contaminazione, di adeguarsi, no? Di adottare le tecnologie di predepurazione o di modifica dei propri processi interni di produzione perché vengano immessi meno microinquinanti nelle acque. Se non ci riescono ad adeguarsi a questi nuovi valori limite, vengono disconnessi dal sistema fognario e di depurazione.
Si fanno il loro depuratore, i loro fanghi saranno contaminati e non li vado a usare, ma questo mi consente di usare tutti gli altri fanghi che derivano dal resto del distretto di depurazione. Conclusioni, quindi. Abbiamo bisogno di un approccio olistico che veda il problema nella sua interezza e non si fermi semplicemente a quello che dicono quelli che vogliono incenerire i fanghi. I fanghi sono contaminati, lo sappiamo, dobbiamo decontaminarli, perché altrimenti tu a un problema me ne vai a raggiungere un altro. Il problema della contaminazione va affrontato alla fonte, non al suo punto finale di caduta. Cioè, se il fango è contaminato vuol dire che ci sono dei processi industriali che contaminano la risorsa idrica e conseguentemente il fango di depurazione che deriva dal trattamento delle acque di scarico. Ho fatto un accenno a questi approcci simile a simile perché era un paradosso, ecco, giusto per dire a che paradossi può arrivare l'estremizzazione del concetto, no, ma io voglio avere la risorsa organica più pulita possibile. Sì, in Germania negli anni 90 stavano adottando una strategia in cui si diceva può andare sul suolo solamente quello che ha la stessa concentrazione di contaminanti del suolo stesso. Però questo stava determinando il paradosso che io il pomodoro lo potevo mangiare, ma lo scarto del pomodoro non potevo compostarlo, perché nel pomodoro noi abbiamo quei microinquinanti che derivano dal fallout atmosferico, dalle acque di irrigazione e quant'altro, e una volta compostato, siccome il compost in parte degrada la sostanza organica e quindi tende a concentrare ulteriormente questi inquinanti, poi alla fine il compost non poteva usarlo. Quindi questo non è un approccio olistico, noi dobbiamo dire se esiste una contaminazione della risorsa organica, la risorsa organica va detossificata, decontaminata. Però c'è un ultimo punto su cui richiamo la vostra attenzione, ed è l'ultima, essendo la cosa più importante la dico in fondo, perché fino ad adesso avete notato che ho parlato di contaminazione ed è giusto parlare di questa cosa, perché da ambientalisti, io poi sono anche agronomo oltre che ambientalista e quindi conosco l'importanza della risorsa suolo e del comparto agricolo e dobbiamo porci questo problema di preservare il più a lungo possibile la qualità della risorsa suolo, ma agendo a monte sulla causa primaria della contaminazione, che sono appunto i processi industriali, il design sbagliato delle catene di produzione, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è un'altra cosa di cui non ho parlato finora e che purtroppo fino ad adesso non è stata sufficientemente attenzionata nelle strategie nazionali ed europee di gestione dei fanghi. Cioè, le norme, oltre ad occuparsi del livello di contaminazione dei fanghi, dovrebbero definire e promuovere i trattamenti preferenziali per i fanghi. Cioè, dovrebbero promuovere il trattamento biologico dei fanghi, il compostaggio, perché come ho già avuto modo di precisare, il compostaggio fa perdere fecalità, quindi evita l'eventuale problema della ricontaminazione del fango una volta sparso in agricoltura. Organica l'azoto, lega l'azoto sulla sostanza organica, quindi diventa azoto a lento effetto. Questo evita la perdita di azoto nitrico in falda, e voi sapete che in pianura padana abbiamo un problema di contaminazione azotata nella falda idrica, e evita la perdita di azoto ammoniacale in atmosfera e quindi evita il problema del nanoparticolato. Soprattutto va a deodorare il materiale e quindi l'applicazione in agricoltura non crea più quelle tensioni, quelle frizioni con le comunità e territori che giustamente non vogliono essere offesi da una pratica che viene fatta male, no? Quindi si dovrebbe promuovere questa cosa. Qua ricordo l'importanza della stabilizzazione biologica al posto della igienizzazione chimica, quindi il compostaggio dovrebbe essere promosso e favorito ad ogni piè sospinto. Ma il problema è che abbiamo un problema normativo in Italia e questa è una particolarità tutta italiana, cioè come ho avuto modo di precisare nel webinar che abbiamo fatto a settembre con ISDE e poi abbiamo parlato soprattutto di questo con ampie conferme anche da parte di ex funzionari che lavoravano nelle agenzie regionali di protezione ambientale che dicevano sì, in effetti questo tema dei gessi di defecazione è diventato un porcaio. I gessi di defecazione sono dei fanghi trattati solamente chimicamente e va bene, però me lo dovresti gestire con lo spandimento controllato. Io posso fare spandimento controllato, quindi con i limiti massimi ai carichi unitari in tonnellate ad ettaro, solamente se mantengo questa fattispecie come rifiuto
perché se diventa un prodotto, poi chiunque lo può applicare nelle dosi che vuole. Siccome poi succede che chi gestisce questi fanghi di gessidificazione 9 volte su 10 li dà gratuitamente, a volte paga anche qualcosa agli agricoltori, poi si crea il paradosso che si trovano appezzamenti in cui sono stati sparsi non le 10 tonnellate di sostanza organica ad ettaro che noi agronomi diciamo è la quantità giusta e ragionevole, ma centinaia, se non addirittura migliaia di tonnellate ad ettaro. E questa è una cosa che assolutamente dobbiamo evitare. Quindi la cosa che io mi sento sempre di sottolineare è che questo tema di gessidificazione deve essere riordinato, riportando il gessidificazione ad essere gestito come un rifiuto e non come un prodotto. Questa cosa di per sé andrebbe a promuovere l'applicazione dei fanghi tramite compostaggio, che già adesso, guardate, riguarda circa 800.000 tonnellate all'anno in Italia, quindi non sto parlando di ipotesi futuribili, ma ci sono già 800.000 tonnellate all'anno di fanghi di depurazione che vanno agli impianti di compostaggio, vengono compostati, diventano un terriccio e vanno nell'agricoltura, con beneficio dell'agricoltura e senza fastidio per le comunità che stanno vicino. Ho finito. Grazie Enzo. Io volevo sottolineare il fatto che avete capito la complessità del tema, si è capita, però è un invito anche a te Enzo, bisognerebbe fare un semplice progetto di legge regionale da presentare nelle regioni dove abbiamo consiglieri regionali, e più o meno in tutte le regioni ci sono, che sono pronti a farle, magari dove c'è anche qualche assessore all'agricoltura che capisca queste cose. Credo sia urgentissimo e ci vuole assolutamente la tua consulenza. Posso chiusare velocissimamente, perché non voglio diventare antipatico togliendo troppo spazio agli altri, ma chiuso velocissimamente. In realtà ci abbiamo provato a livello nazionale. Quando c'è stato il lavoro per il recepimento del pacchetto economia circolare, è stato attorno al 2019-2020, subito prima della pandemia, io facevo parte del gruppo di lavoro sulla sostanza organica e le discariche e lì posi il problema, convincendo tutti. Eravamo tutti convinti, all'unanimità abbiamo confezionato una proposta. Cos'è successo? Allora, la proposta riportava i gessi di defecazione ad essere rifiuto, togliendoli dall'end of waste, dalla cessazione della qualifica di rifiuto che attualmente è concessa in base alla norma nazionale sui fertilizzanti. E poi la cosa è rimasta in un cassetto perché sono intervenute le lobby agricole, gli stessi che poi vanno con i trattori a Bruxelles. Lo so, però a livello regionale secondo me si può sfondare da qualche parte. Condivido, e tra l'altro la seconda cosa che volevo dire in questa mia chiusa finale è che il Veneto, al pari del Piemonte, ha una lunga e virtuosa tradizione di avere promosso il compostaggio come via iniziale per la gestione dei fanghi. Sarebbe bello recuperare questa memoria storica, perché queste proposte sugli inceneritori da fanghi stanno... Sai che i primi impianti di compostaggio in Italia sono nati proprio in Veneto, esattamente. Esatto. Grazie Enzo. Allora, la parola dell'ultimo intervento a Mattia Donadel di Opzione Zero e del coordinamento dei comitati non inceneritori, che ci parlerà delle iniziative per le alternative all'incenerimento. Grazie Michele, buonasera a tutte e a tutti. Allora, sì, prima di entrare sul tema delle iniziative, di quello che andremo a fare, insomma, tutti insieme, si spera. Scusa, nel giornale che avete lì c'è una pagina di Mattia Donadel, casomai a casa ripassate la lezione. No, ma insomma lezione no. Però no, la questione è tanto, c'è qualche autorità in sala? Qualche sindaco? Io dico autorità, siamo noi. No, autorità, quelle rappresentative. Mi dispiace. Mi dispiace soprattutto che non ci sia quel personaggio di Marinese, che è il presidente degli industriali, che ha detto dopo l'intervento del patriarca che noi
Cioè, non è possibile che i cittadini si documentino, studino, cioè, devono fidarsi degli scienziati. Di quali scienziati? Di quelli pieni? Di quali? Allora, peccato che non ci sia, perché forse avremmo imparato qualcosa oggi, perché il contributo che hanno portato Enzo Favoino, i medici dell'Istat, Franco Rigosi, eccetera, quello è frutto di scienza vera, di scienza che è fatta per il bene comune e non per il profitto. Questo è, la scienza non è neutra, dipende, è per questo che sono molto d'accordo con quello che diceva Franco, no? Dobbiamo documentarci, dobbiamo studiare, dobbiamo mettere a frutto le competenze che non vengono solo dall'istruzione che abbiamo, chi ha avuto la fortuna di ricevere, ma anche dalla professione che abbiamo fatto, dalle esperienze di vita, per il bene comune, se vogliamo difenderci e uscire da questa situazione in generale. Allora, detto questo, io, siccome il titolo del convegno oggi era della conferenza, insomma abbiamo fatto l'assemblea a Marghera, probabilmente molti di voi erano presenti anche lì, altri no, ma era proprio sul tema delle alternative, no? Allora, a noi ci dicono sempre, dite sempre di no, e le alternative quali sono? E pretendendo con questa, con questa intimazione che noi venissimo fuori ogni volta con una soluzione unica e semplice, una bacchetta magica che risolve il problema. Allora, siccome noi viviamo in un sistema estremamente complesso, in una società estremamente complessa, quando qualcuno vi propone una soluzione semplice, di solito questa cosa non funziona, 99%, vuol dire che c'è un inganno, infatti l'inganno c'è. La soluzione non sta in una cosa, sta in più cose che possiamo fare, come diceva appunto Enzo Favoino, cioè la soluzione è complessa, ma soprattutto le soluzioni devono essere degli interventi, delle azioni che noi andiamo a fare che devono necessariamente andare a riconvertire quello che è un sistema che non può più stare in piedi. Cioè noi siamo in una situazione veramente estremamente grave, si parla tanto dei cambiamenti climatici, situazione estremamente grave, lo vediamo insomma ormai neanche di anno in anno, di stagione in stagione, come la progressione esponenziale che ha questa cosa. Però il cambiamento climatico è solo un aspetto della crisi ecologica in cui siamo immersi, perché le altre due gambe su cui viaggia la crisi ecologica sono l'inquinamento chimico per l'appunto e la conseguente perdita di biodiversità. Dobbiamo tenere sempre in mente questi tre aspetti e non focalizzarci solo su uno, se no ci chiudono in un angolo come stanno tentando di fare e come spesso accade rivoltano anche la frittata a loro favore in qualche modo, insomma ci riescono. Noi dobbiamo stare nella complessità, non possiamo andare nelle cose semplici. Certo dobbiamo uscire con dei messaggi, con delle cose comprensibili, eccetera, però con la consapevolezza che la situazione non è semplice. Allora, da questo punto di vista, quello che diceva Enzo Favoino è questo, e noi siamo molto d'accordo, cioè il problema è che dobbiamo agire a monte. Tutta la direttiva europea sui rifiuti, ma anche sui fanghi, eccetera, la priorità sta a monte, cioè noi i fanghi, come il rifiuto umido, dovremmo recuperarlo, dovremmo compostarlo, però se è contaminato, troppo contaminato, poi su questo ne discutiamo, insomma, quanto e cosa, però se noi non interveniamo sui processi che stanno all'origine della contaminazione, non ne andiamo fuori. Allora, qua in Veneto, ma non è solo in Veneto, è esploso il caso con la Miteni sulla questione, parliamo un attimo della questione dei PFAS, delle sostanze perfluoroalchiliche, no? Con il caso Miteni. Ma quello che viene fuori dagli studi che abbiamo visto, insomma, facendo tutte queste ricerche per contrastare gli inceneritori, è che i PFAS ci sono non solo nei fanghi che vengono fuori dalla zona rossa, ma nei fanghi di tutti i depuratori, di quasi tutti i depuratori nel mondo, okay? Perché sono inquinanti ubiquitari ormai, e abbiamo un sacco di sostanze che usiamo e che poi diventano rifiuti, dalle giacche impermeabili, Golotex, perfino, pensate, quando vogliamo fare come dire, adottare delle buone pratiche, no? Che prendiamo i bicchierini, quelli compostabili, quelli che sono un po' celosi, quelli sono celosi perché hanno perché i PFAS, la carta forno, le padelle antiaderenti, alcune creme, nei medicinali ci sono PFAS, capite? Allora, il punto è che i PFAS devono essere messi al bando, non c'è altra storia.
Quindi, E c'è una proposta di legge e che c'è una giace proposta in di legge, Parlamento su questo. ok? Dobbiamo agire su quello. Le concerie, i fanghi e i loro reflui li devono trattare, devono cambiare i loro processi produttivi, non possono scaricarceli sui nostri acquedotti consortivi, su quelli del Vicentino in particolare, perché il grosso è lì, per quello Marinesi è intervenuto, sapete, perché deve proteggere quella lobby là dell'industria della concia che vale l'1% del PIL regionale, quindi potente, voglio dire, no? Ma se noi continuiamo a costruire di scarico inceneritori, che non è vero che non ce ne sono anche troppi, ma continueremo a costruire di nuovi, questo sistema noi non lo cambieremo mai. È per questo che la battaglia contro gli inceneritori è paradigmatica, perché rappresenta il terminale, questo sistema di smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti industriali, di fanghi, eccetera, rappresenta appunto quello che si diceva prima, una economia lineare che depreda, estraendo in tutte le parti del mondo le risorse, le trasforma consumando energie fossili, ce le fa consumare spesso facendoci consumare cose di cui non abbiamo bisogno, per poi smaltirle. E quindi estrazione da una parte, accumulo di inquinanti e di rifiuti dall'altra, ma questa cosa è totalmente in contrasto con quello che sarebbe un ciclo veramente ecologico. Io lo dico sempre, insomma, si sa chi insomma, un po' di nozione di ecologia, in natura non esistono rifiuti, i cicli sono chiusi e sono alimentati dall'energia solare, sostanzialmente, questo è. Allora, o noi ci avviciniamo a quella cosa là, oppure non ne andiamo fuori, soprattutto se pensiamo di crescere all'infinito in un sistema finito. Questa cosa non è possibile. Il pianeta ci sta presentando il conto, a noi e purtroppo anche a tutte le altre specie viventi che non hanno responsabilità su questa situazione. Allora, è questo il punto, noi dobbiamo lavorare su più livelli. Allora, per quanto riguarda i fanghi, però, e torniamo al tema, nelle nostre zone industriali, eccetera, purtroppo quei fanghi sono veramente pieni di inquinanti, di diossine, metalli, PCB, PFAS, ce n'è idrocarburi, ce n'è di tutti i colori, perché noi le abbiamo le analisi, le vediamo, quindi quella roba là è un problema, ok? E non sanno più dove mettere. Allora, dobbiamo smettere di produrre questo inquinamento. Nel frattempo, però, la soluzione non è nell'incenerimento, perché l'incenerimento moltiplica il problema, lo dico sempre. Mettete dentro uno, viene fuori 3 o 4, ma viene fuori anche di peggio, perché nella combustione si generano appunto tutte quelle combinazioni che non sanno neanche valutare, per cui gli inquinanti che vengono misurati allo scarico, diciamo, dei camini, delle condotte, eccetera, di questi impianti, sono solo una piccola parte, il set di inquinanti che viene misurato, gli altri non vengono misurati, i FAS non vengono misurati, ok? Quindi ce li ritroviamo. Infatti noi abbiamo, tra le cose che abbiamo fatto in questo periodo, allora abbiamo lavorato tantissimo per ottenere, come dire, i biomonitoraggi nel nostro territorio, il monitoraggio umano, per vedere effettivamente qual è il livello di contaminazione che ha la nostra popolazione, cioè quanto veleno abbiamo in corpo. Okay? Questa cosa, grazie anche alle nostre lotte, ma non solo, insomma, comunque è partita, sta partendo, i monitoraggi non sono ancora operativi, ma lo saranno già da questo anno, e il progetto durerà fino al 2026. Dentro c'è l'Istituto Superiore di Sanità, c'è il Dipartimento di Prevenzione, anche la Regione, che comunque è il nostro, come dire, avversario, però comunque siamo al tavolo e portiamo avanti questa cosa qua, ma contemporaneamente noi in maniera indipendente abbiamo fatto il biomonitoraggio sulle uova, abbiamo fatto i campionamenti sui terreni per continuare a dire proprio a questi enti che attenzione, perché noi comunque non è che aspettiamo, eccetera, questa è la situazione e voi state decidendo prima di avere un responso proprio da questo tipo di monitoraggio su cose che possono andare ad aggravare la situazione, notevolmente ad aggravare, quindi i due inceneritori in particolare. Ecco, allora, a partire da questo punto qui, noi quello che diciamo è che tutto quello che abbiamo messo in campo fino adesso ha rallentato notevolmente l'iter dei due progetti, okay? Perché i corsi che ci siamo persi alla fine Veritas è partita con una linea solo e non sa che fine farà la seconda, perché nel frattempo è entrata in scena Eni, l'abbiamo comunque già abbiamo fatto perdere un anno di tempo, okay? E stiamo vedendo delle crepe comunque, perché
l'intervento del patriarca, che comunque è importante, la presa di posizione di diverse anche forze politiche, e comunque cioè, le iniziative che facciamo, come anche questa sera, sono partecipate. C'è molta attenzione su questa cosa qua, perché si capisce che il problema è grosso. Siamo già, come diceva Franco, in un territorio estremamente inquinato, stiamo già pagando quello che ci buttano fuori, quello che c'è stato in passato, adesso basta, no? Cioè, penso che abbiamo diritto a una vera riconversione di quest'anno. E allora noi dobbiamo insistere su questa cosa qua. E quello che noi stiamo cercando di portare avanti in questo momento è intanto che l'informazione circoli, che le persone, quindi è anche una cosa, cioè perché noi facciamo delle cose, però ovviamente non è che noi facciamo e voi, voglio dire, ascoltate e poi attaccate. Dobbiamo farlo insieme sta cosa. Allora, queste informazioni, queste cose che stiamo imparando insieme, dobbiamo tutti quanti cercare di allargare la quantità di persone che capiscono, che abbiano cognizione del problema. Quindi il fatto di parlare con i propri familiari, i propri amici, i propri colleghi di lavoro, non so che, o i compagni di banco, eccetera, è fondamentale questa azione qua. Il fatto che quando si riceve i nostri messaggi che vengano diffusi è fondamentale, perché noi non abbiamo soldi, non abbiamo strutture, ma abbiamo una grande capacità di far funzionare le nostre reti sociali, ma devono funzionare queste reti sociali, perché se ognuno di noi rimane passivo, quando arriva la cosa se la tiene per sé, allora facciamo poca strada. Prima roba. Quindi chi vuole, fuori ci sono volantini, ne ho anch'io in macchina uno scatolone, vado a prenderli, se ne prende un po' e si comincia a fare il proprio quartiere, la propria via, prendere i volantini. Questo è il lavoro di base che bisogna, perché ancora troppa gente non sa quello che sta succedendo. Qui figuriamoci delle altre parti. Prima cosa. Secondo, con queste indagini che abbiamo fatto e con tutto quello che è venuto fuori, che diceva la dottoressa Muggia, la dottoressa Muggia ha parlato dei PFAS e di tutta l'incertezza che c'è sull'incertezza, le incertezze che ci sono sul fatto che vengano fuori dei cammini e sulle incertezze di misure, eccetera. Quella roba là, ok? È venuta fuori, da noi perché abbiamo fatto una grande ricerca bibliografica, ma questa ricerca bibliografica anche scientifica l'ha fatta il CNR per conto di Enil e Wine, che ha commissionato, siccome nelle osservazioni prime che abbiamo fatto, noi, solo i comitati, i cittadini hanno posto questa questione di PFAS, gli enti no, ok? Li abbiamo incalzati su questo, perché è un tema, un nervo scoperto, è un punto sul quale vanno in difficoltà, quindi dobbiamo insistere su quello. Allora, abbiamo invocato proprio il principio di precauzione, perché ho detto, se la situazione è questa, voi vi fermate, almeno questa volta vi fermate, prima ne andiamo fuori, dopo casomai si ridiscute tutto quanto, no? Invece loro cosa fanno tendenzialmente? Non ci sono limiti, quindi noi possiamo buttare fuori, tanto poi si vedrà. No, è il contrario che dobbiamo fare, ok? Allora, comunque su questo loro hanno commissionato uno studio a Enil e Wine, sono studio del CNR e poi Tecnico di Torino, sperando di avere delle risposte positive, insomma, no? E invece c'è dallo studio che viene fuori che però loro non hanno messo a disposizione dei cittadini, hanno detto che lo mettevano a disposizione degli enti, ma noi abbiamo saputo che la maggior parte degli enti non hanno avuto il report vero scritto dal CNR o non l'hanno voluto richiedere per non vedere cosa c'era scritto dentro. Questa è la situazione di questi che si comandano, no? Però quella cosa là in qualche maniera c'è e noi l'abbiamo tirata fuori e l'abbiamo scritta nelle nuove osservazioni, quindi adesso è volente o nolente devono farci i conti, e su quello noi a giorni, ormai siamo addirittura di arrivo, li diffidiamo. Cioè, nella scheda del CNR, cioè il CNR cosa dice? Dice sostanzialmente che allora parliamo, per quanto riguarda i PFAS, di oltre 10.000 sostanze chimiche, per cui capire le reazioni che intervengono a valle di una combustione, insomma, no, è impossibile. Dicono che molti PFAS si degradano a temperature molto alte, oltre i 1000-1400 gradi, gli inceneritori funzionano a 850-900, quindi una parte se ne va tranquillamente, sono fatte apposta per resistere a alte temperature, quindi è ovvio, no? Fanno rischiumento incendio con PFAS, capite? Cosa dicono? Dicono che i metodi di misura non sono ancora standardizzati, quindi sono utili per fare delle prove di laboratorio ma non per certificare qualche cosa. Dicono che non si sa
fa i prodotti, i pezzettini che si rompono, no? Come, cosa fanno, cosa vanno a finire, quanto tossici sono, dicono tutta una serie di cose, insomma, e dicono anche che intorno agli inceneritori, comunque nei casi reali che hanno studiato, i PFAS si trovano, come li abbiamo trovati noi vicino alla centrale degli inceneritori. Ho livelli altissimi di PFAS, cioè non è uno scherzo questo qui, noi abbiamo fatto le cose seriamente. Per dirvi, nella zona rossa ARPA aveva fatto dei campionamenti sul suolo, una ventina di campioni, ce ne sono alcuni più alti, a 12 microgrammi per chilogrammo di sostanza secca. Adesso so che magari tutti sono abituati con le misure, però un microgrammo sono 1000 nanogrammi, è in nanogrammi che si misura la quantità, cioè per dire, il limite adesso sui liquidi, sull'acqua sarebbe 4 nanogrammi per litro, ok? Quindi 1000 nanogrammi, tanta roba, cioè, lì ne hanno 12.000, ok? Cioè, noi ne abbiamo trovati su un campione 10.400. Tenete conto che, secondo la zonizzazione della regione Veneto, di Luca Zaia, qui non ci dovrebbe essere PFAS. Noi saremo in zona bianca, siamo tranquilli, col cavolo qui siamo tranquilli, e molti campioni della zona rossa invece hanno a 2-3 microgrammi, 4 microgrammi, che è comunque tanto, ok? Noi siamo a quello che va bene a 4,5, l'altro è a 10,4. Dite che c'è un problema, ok? Questo è tutto. Allora, su sta roba qua noi adesso andremo a diffidare, diciamo, la situazione è questa, se voi andate avanti con l'inceneritore, state tranquilli che vi arriva anche la denuncia a questo punto, quindi l'esposto in procura, perché qua è un attentato alla salute pubblica, per cui questa è un'altra azione che stiamo facendo, stiamo interloquendo anche con varie forze politiche per incentivarle a prendere posizione, a non nascondersi, perché molti hanno paura di Eni, di Vetes, cioè non è che possiamo metterci la faccia solo, non ce la devono mettere tutti quelli che dicono di essere d'accordo con noi, allora forse siamo più forti. Stiamo portando avanti la campagna di boicottaggio di Eni, perché allora avete visto che Eni è intervenuta in maniera vergognosa e veramente prepotente l'altro giorno contro Greenpeace e contro Recomo, che sono appunto due associazioni che hanno fatto causa per il clima, in trasmissione sulle tre, no? Se fosse sfuggita. Questi sono veramente altro che arroganti. Vabbè, me ne sto zitto, se no okay. Però sai capito, no? Allora, che cosa succede? Succede che loro ovviamente sono molto potenti, hanno un sacco miliardi di extra profitti eccetera, però ci tengono molto all'immagine, vedete come pompano tanto sul green eccetera. Noi dobbiamo cominciare a dire che invece noi e lo dobbiamo dire insieme in tanti, che cominciamo a boicottarli, perché Eni non è verde, è nera, è sporca, è proprio di petrolio, di carbone, di tutto quello che produce. Questo è quello che fa qui e che fa nel nostro territorio e nel mondo, e quindi creare un danno di immagine. Quindi il fatto di aderire alla campagna di boicottaggio, quindi firmando la petizione e aderendo sul serio, quindi dicendo, rompendo i contratti con, se avete le forniture con il gas e luce, e non andando alle stazioni, è importante. Se noi aggiungiamo 10.000 adesioni alla campagna di boicottaggio, domani riusciamo a dire ok, qua nel nostro territorio sono 10.000 che diciamo ok, fa questo e la boicottiamo. Non è una cosa di poco conto, perché a loro gli rompe tanto le scatole questa roba qua, okay? Quindi crediamoci, non è questo solo che fa la differenza, ma aiuta. Abbiamo, finisco, una serie di iniziative come in programma, andremo a trovare sicuramente qui nel nostro territorio il laboratorio che ha fatto le analisi, quelle commissionate da Eni Rewind, cioè perché il CNR ha fatto tutto lo studio, ma il campionamento, le analisi, infatti il CNR lo dice, alza le mani, non le abbiamo fatte noi, le ha fatte Lab Analysis SRL, che è una società di un gruppo più ampio, di cui Eni Rewind detiene il 30%. Ok? Tenete conto che comunque, anche perché loro dicono, ma nelle nostre prove, il 99,9% dei PFAS è sparito nei termini che diceva Franco. Sì, però comunque ammesso e non concesso, anzi non concesso per niente, la prova l'hanno fatta, come dici Franco, su un vasetto di yogurt come quantità all'ora, non su 25 tonnellate all'ora che è l'impianto, capite la differenza? Cioè, queste sono le cose, insomma. Comunque, andremo a trovarli questi di Lab Analysis, insomma, in
ricordargli, insomma, che magari gli studi vanno fatti in una certa maniera e non in un'altra, ma la cosa importante, qui adesso mi fermo, prepariamoci, perché adesso la data non ve la sappiamo dire, perché stiamo aspettando l'ufficializzazione di un altro risultato importante, cioè la conferenza dei servizi, che doveva decidere, dare il via libera a Eni, era prevista per il 28 di marzo, e sembra da voce ben informata, anche se non abbiamo ancora nero su bianco, che sia stata spostata e che nella conferenza venga incluso anche il Dipartimento di Prevenzione e indirettamente l'Istituto Superiore di Sanità. Questo non è che con questo noi ricalchiamo vittoria, però è un risultato importante. Allora, nel momento in cui sappiamo la cosa, ufficializzeremo la data, ma vi posso dire che la nostra intenzione è per la seconda metà di maggio di fare una grande manifestazione. Questa volta dobbiamo lavorare tutti perché riesca questa manifestazione, per dare una spallata a questo progetto e ricacciare Eni Rewind indietro, e di conseguenza ricacciare indietro anche il progetto di Veritas, che era Veritas che voleva portare avanti questa gestione dei fanghi, che vale, ed è veramente, qua chiudo, il giro di affari per smaltire 190.000 tonnellate di fanghi all'anno, tutti qui, quelli del Veneto, vale 32-34 milioni di euro all'anno sulla pelle nostra. Per concludere volevo ricordare cosa è successo 15 anni fa, quando volevano fare 2 inceneritori a Mogliano e a Silea da 250.000 tonnellate anno. Confindustria, siamo sempre lì. È successo che con tutti i sindaci d'accordo con noi, abbiamo fatto comitati riuniti che partivano da Mestre e andavano su fino a Montebelluna, con tutti i sindaci, tutti, centro-sinistra, tutti, con le manifestazioni, con le petizioni, ciò nonostante gli inceneritori, il progetto era sempre lì pronto ad andare avanti. Ma abbiamo avuto un'idea, me la ricordo come fosse adesso, era dicembre, c'era un consigliere regionale in sala e gli abbiamo detto: ma perché domani che si discute la finanziaria regionale a dicembre non fai un emendamento ad hoc su questa cosa qui? L'abbiamo fatto, 3 righe. Le 3 righe sono ancora legge oggi. Le 3 righe ve le ricordo perché secondo me questa cosa non è solo che non c'è nel piano, ma c'è una legge regionale che dice che non si possono fare impianti né di incenerimento né comunque di smaltimento, ma solo impianti di riciclo, finché non venga fatto il piano di riciclo dei rifiuti industriali, che non hanno neanche lontanamente pensato di fare. Cioè noi siamo con una legge che dice che non si possono fare questi inceneritori, non con un piano che non li prevede, perché ovviamente il piano non li prevede, c'è una legge che lo dice, ma c'è una legge, è molto più forte ancora, cioè c'è un divieto. E vi ricordo che ero presente in una situazione nel Vicentino qualche anno fa a Cassola, dove avevano presentato un progetto di incenerimento chiamandolo di riciclo, l'abbiamo smascherato, ti ricordi Franco, quando abbiamo letto il documento, e lì è crollato il palco, perché lì si era venduto qualcuno dicendo che era un impianto di riciclo, ma una volta che si è capito che si trattava di incenerimento, basta, stop, quell'impianto è scomparso. Che numero ha la legge? No, è la finanziaria del 2005.